Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come sempre ed oggi è martedì 24 gennaio e alle 19 scatterà lo sciopero dei benzinai dopo il vertice alcuni giorni fa con il governo. Era stato confermato, noi poi andremo a sentire anche in alcune province come sta andando, se ci sono le code distributori per fare il rifornimento prima del blocco. E abbiamo anche sentito però alcuni automobilisti che hanno effettivamente notato come il carburante nelle ultime ore sia il costo del carburante sia aumentato. Dunque sciopero che scatterà, lo ricordo, questa sera alle 19 e sarà attivo fino a tutta mercoledì. Dunque queste le notizie, ma torniamo anche a parlare di cronaca e torniamo a parlare della maxi operazione dei Carabinieri di Venezia che hanno arrestato, lo ricordiamo, 6 persone per le mazzette per la costruzione di una RSA a Santa Maria di Sala e forniture di mascherine. Lo facciamo, lo vedo già nello schermo con la nostra Ilaria Marchiori che si trova, la vedo davanti al Tribunale di Venezia. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Proprio qui ieri si è tenuta la conferenza stampa del procuratore della Repubblica di Venezia Bruno Cherchi insieme ai carabinieri ovviamente per illustrare quello che si era svolto dalle prime ore dell'alba, ovvero questi 6 arresti, tutti tra funzionari pubblici, imprenditori, tutti agli arresti domiciliari. Insomma, continuano ovviamente a emergere dettagli, anche perché, come ha voluto specificare proprio il procuratore Cherchi, è ancora tutto in fase preliminare, quindi è ancora un po' tutto in gioco. Si dovranno aspettare ulteriori dettagli che stanno emergendo mano a mano. Intanto comunque queste 6 persone sono agli arresti domiciliari. Si tratta di 2 ex sindaci di Santa Maria di Sala, tra cui l'attuale presidente del Consiglio comunale Nicola Fragomeni, imprenditori padovani, e poi tra gli indagati invece c'è anche il direttore generale di una società partecipata del Comune di Venezia, ovvero Veritas. Come hai anticipato tu, tutto si è un po' svolto intorno alla realizzazione di una casa di riposo, all'intenzione meglio di realizzare una casa di riposo a Santa Maria di Sala, e tutto è partito proprio dalla denuncia di un imprenditore che doveva acquistare insomma un terreno agricolo. Qui invece è stato chiesto il cambio di destinazione d'uso, dunque da agricolo a commerciale, e poi da lì è partita l'indagine dei carabinieri dopo la denuncia di questo imprenditore. Le modalità che erano quelle di incontrarsi in luoghi come ad esempio in un bar. Infatti questi funzionari pubblici si sono incontrati con questo imprenditore in un bar, dopo vedendo le sue resistenze ne hanno contattati altri, perché l'intenzione era proprio quella di trasformare il cambio la destinazione d'uso di questo terreno per realizzare questa casa di riposo, cosa che poi non si è fatto. E poi c'è stato anche un business legato alle mascherine proprio in piena pandemia nel 2020, dove Fragomeni con il fratello aveva capito che l'esplosione dell'emergenza sanitaria poteva essere l'affare del momento, e quindi proponeva l'acquisto appunto di queste mascherine, rivolgendosi anche ad altri comuni. E dicevamo proprio intorno a questo si è visto tra gli indagati anche il direttore generale di Veritas, perché in quel momento, in piena pandemia, anche loro si sono organizzati, insomma, per così dire, accogliendo la proposta del sindaco Fragomeni, dell'ex sindaco, perché nel 2020 era ancora sindaco, o oggi ex sindaco, specifichiamo, proprio per l'acquisto di queste mascherine, visto il momento di piena pandemia, visto, come ricorderemo tutti, la difficoltà di acquistarne e il fatto che l'azienda continuasse a lavorare per assicurare la pulizia anche nel periodo del lockdown, la pulizia della città, e quindi c'era questa necessità. L'ipotesi di reato è abuso d'ufficio in concorso, perché questo
questo acquisto di una partita di mascherine che avrebbe fruttato alla Fragomeni Group un ingiusto vantaggio patrimoniale di 30.000 euro più IVA in relazione a una partita di 30.000 mascherine FFP2 vendute a €1 ciascuna tramite questo accordo verbale che era stato raggiunto il 15 aprile 2020. Nell'inchiesta viene enfatizzato il rapporto istituzionale che lega i due, ovvero Razzini e Fragomeni, lui sindaco Fragomeni di questa cittadina che possedeva una percentuale pari all'1,47% del capitale di Veritas, e per il pubblico ministero Razzini avrebbe avuto tutti gli elementi per capire che la disponibilità delle 30.000 mascherine era in capo alla persona del sindaco e alla sua società. Insomma, come vedete, da Veritas comunque non sono ancora arrivate delle dichiarazioni ufficiali. Come ho detto all'inizio, si tratta ancora di una fase preliminare, quindi saranno ascoltati ancora molti testimoni, ancora i diretti interessati, e mano a mano cercheremo di capire come si svilupperà questa vicenda e dove si arriverà per capirne la conclusione, quali saranno gli effettivi poi finali capi d'accusa. Per quanto ecco, questo è un po' in sintesi quello che è stato e che continua ad emergere in queste ore, ma che noi continueremo a seguire, perché appunto, come vedete, i dettagli sono sempre di più. Se non ci sono altre domande, dunque io restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria. Ovviamente puoi chiederci la linea se ci saranno ulteriori risvolti di questa maxi operazione dei Carabinieri. Grazie davvero a Ilaria Marchiori. Noi continuiamo a parlare di questo perché ovviamente subito dopo la conferenza stampa e subito dopo, insomma, le dichiarazioni del procuratore La Bufera, ovviamente per le indagini su queste presunte tangenti che ha travolto Santa Maria di Sala, si riflette anche in Consiglio Comunale. Il Partito Democratico chiede venga convocata immediatamente una seduta straordinaria. Io, essendo, come anche Fratelli d'Italia, molto garantisti, aspettiamo un attimino le indagini che farà la magistratura, e quindi confido anche che i colleghi possano dimostrare la loro innocenza. E secondo me quello che meritano i salesi è chiarezza e piena luce sulla vicenda, perché insomma, se le cose si dovessero rivelare vere, stiamo parlando di un fatto di una gravità inaudita. Dalla maggioranza all'opposizione, a Santa Maria di Sala l'auspicio è che si possa fare chiarezza al più presto sull'indagine per presunte tangenti che ha portato agli arresti domiciliari 2 suoi ex sindaci, Nicola Fragomeni, attuale presidente del Consiglio Comunale e coordinatore provinciale di Coraggio Italia, e Ugo Zamengo, consigliere comunale, anche lui eletto con Coraggio Italia. Giuseppe Sambati, in maggioranza con Fratelli d'Italia, è rientrato in Consiglio dopo 10 anni di assenza. Dal 2007 al 2012 era stato assessore sotto un altro sindaco, Paolo Bertoldo. In base allo sviluppo delle indagini e in base a tutto quello che ne sarà, poi cercherò di parlare anche col sindaco per capire un po' la situazione. È pensabile che ci siano delle dimissioni, che la Giunta si presenti dimissionaria o che alcuni consiglieri comunali si dimettano? No, guardi, questa mi risulta essere nuova, vedremo. Non posso sbilanciarmi su quello che non so e non posso prevedere. Ex assessore ai servizi sociali nella passata giunta di Nicola Fragomeni, Natascia Rocchi ha vinto le elezioni col 76% delle preferenze, in una coalizione di centrodestra senza la Lega, in cui Coraggio Italia ha fatto la parte del leone, un 41% di voti che l'ha portata ad esprimere sindaco, vice sindaco, presidente del Consiglio e 2 degli altri 4 assessori. Massimo Iovine del Partito Democratico si augura un chiarimento in aula. Io mi auguro che la sindaca Rocchi o comunque insomma la giunta convochi immediatamente un consiglio comunale straordinario in maniera tale che si riesca insomma a fare piena luce e chiarezza sulla vicenda. Poi, se ovviamente le spiegazioni che verranno date non saranno sufficienti per chiarire la cosa, allora si potrà anche prendere in mano e tenere conto anche di dimissioni e di tornare alle elezioni. Ovviamente continueremo a parlare di questa operazione dei Carabinieri di Venezia nel corso dei nostri telegiornali a partire dal Veneto 18:30 e subito dopo Venezia alle 19. E lo abbiamo detto prima, lo stop dei benzinai, abbiamo detto andiamo a vedere come sta andando in alcuni distributori, lo facciamo con il nostro Federico Fusetti che lo vedo già sullo schermo. Federico, buongiorno.
Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Sì, abbiamo fatto un po' un giro in alcuni distributori qui di Treviso e della periferia di Treviso. In alcuni c'è parecchia coda, come in questo, in altri un po' meno. Gestori che hanno poca voglia di parlare, ma sono tutti piuttosto arrabbiati. Qui siamo tra San Biagio di Callalta e Silea e questa coda di auto c'è da parecchio tempo, ormai da più di mezz'ora perlomeno. Dicevo, poca voglia di parlare, però si sentono un po' tutti traditi dal governo. Dicono che va bene la trasparenza e anche su queste pompe ci sono dei cartelli appesi in cui poi magari con Nicoletta Rizzetto ve li facciamo vedere, dove appunto si dice sì alla trasparenza dei prezzi, ma no a questi cartelli che dovranno essere apposti con il prezzo medio. Il governo ha tolto lo sconto sulle accise, abbiamo aumentato i prezzi e adesso danno la colpa a noi della speculazione. Questo dicono i gestori che non hanno voglia di apparire qui con noi, ma insomma la sostanza è questa, e quindi un po' questo tradimento. E allora lo sciopero, uno sciopero che per esempio in provincia di Treviso coinvolgerà praticamente quasi tutte, o diciamo l'80% delle pompe, quindi ne resteranno aperte una cinquantina sulle 330 totali. Ecco, Nicoletta vi mostra questo cartello che dice appunto va bene la trasparenza dei prezzi, certo, però insomma è un no a una sorta di campagna di diffamazione che loro considerano nei confronti dei gestori, che sono in un certo senso insomma senza colpe, perché ci hanno detto noi guadagniamo in base al numero di litri che vendiamo, quindi meno costa la benzina, più litri vendiamo e più guadagniamo, quindi anzi il rialzo dei prezzi non è certo favorevole a noi. Per quanto riguarda proprio i prezzi, vi posso anche dire che molti dei distributori continuano ad alzarli, e evidentemente sono anche le compagnie in questo caso che hanno delle responsabilità. Il prezzo continua ad alzarsi anche in queste ore in vista dello sciopero che, lo ricordiamo, ci sarà per 48 ore da stasera alle 19 fino a giovedì alle 19. Volevo vedere se c'era qualcuno magari da sentire, dei clienti che insomma hanno o non hanno idea di che cosa sia veramente questo sciopero. Vediamo, proviamo a sentire qui. Nicoletta, vieni. No, proviamo a vedere se arriva qualcun altro per capire appunto se hanno la percezione anche i clienti di quello che sta accadendo. Vediamo questo signore qua in coda se ci dice: possiamo un attimo? Possiamo, scusi? No, non vogliono parlare. Sentiamo questo signore, facciamo l'ultimo tentativo. Mi scusi, possiamo chiederle cosa pensa di questo sciopero? Oh, I don't speak Italian, sorry. Okay. Grazie, niente, siamo stati sfortunati. Proviamo un altro signore. Mi scusi, al volo, volevo chiederle se ci dice cosa pensa di questo sciopero. Che fanno solo per prendere soldi e basta. Ma secondo lei c'è colpa anche dei gestori o sono più le compagnie? Le compagnie, penso, sì. Lei sta facendo benzina perché ovviamente deve poi lavorare, quindi le serve per i prossimi 2 giorni. È vero, sì. Ha notato che i prezzi si continuano ad alzare? Ma un pochino sì. Grazie mille, grazie. Sì, insomma, come vedete l'idea che anche i gestori abbiano delle responsabilità c'è, e allora qui è questo il grande tema, insomma, quali sono le responsabilità dei gestori che dicono invece di non averne. Daniela, noi continuiamo a girare per i distributori e poi naturalmente insomma nei telegiornali daremo un po' di informazioni. Sì, Federico, scusa, abbiamo visto anche un po' di rassegnazione da parte degli automobilisti, abbiamo sentito quell'automobilista che hai appena intervistato. Sì, ce n'è sicuramente, anche perché non hanno le idee chiare, anche loro non riescono più a capire che cosa sta accadendo veramente. La cosa certa sono i prezzi che aumentano. In un altro distributore dove siamo stati poco fa, guardate, ci hanno dato questo foglio che poi stanno distribuendo anche tra i clienti, cioè se un cliente fa 20 euro di benzina, qui il gestore vuol far capire che alla fine a lui restano 38 centesimi lordi, sui quali poi deve pagare le tasse, addirittura che scendono a 25 centesimi, sempre sui 20 euro, se si paga con il bancomat. Direi che è un conto semplice ma molto chiaro. Grazie davvero Federico, grazie e buon lavoro. Noi andiamo avanti con la cronaca perché c'è stato l'ennesimo incidente stradale ieri sera, ha coinvolto un 18enne in scooter che si è scontrato con un furgone a Col San Martino di Fara di Soligo. Il giovane è grave all'ospedale di Treviso.
Grave incidente stradale a Col San Martino di Farra di Soligo. Il bilancio è di un 18enne ferito grave. Il giovane di Valdobbiadene, in sella a uno scooter, si è scontrato per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri con un furgoncino mentre percorreva via Brigata Mazzini all'altezza della scuola media. Sul posto l'elicottero del SUEM 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il ragazzo è stato trasportato al Caffoncello di Treviso, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Il giovane gioca con il Piave Volley e stava raggiungendo la squadra per una partita serale. Ripercussioni sul traffico, che ha subito rallentamenti. Ed ora invece torniamo a parlare della scarcerazione di Walter Onichini, il macellaio di Legnaro che 9 anni fa sparò ad un ladro che aveva scoperto nel garage di casa. Dopo un lungo percorso giudiziario, forse la migliore conclusione possibile per Onichini. E vedo proprio da Camponogara il nostro Guido Barbato. Guido, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti. Siamo fuori casa di Walter Onichini, è una casa attorno alla quale c'è una sorta di cortina di silenzio, di isolamento, forse perché il ritorno alla normalità venga come dire, assorbito un po' alla volta dopo insomma gli anni trascorsi in carcere da parte del macellaio di Legnaro, che però appunto dopo qualche anno si è trasferito a Camponogara con tutta la famiglia. La casa, come vedete, è all'interno di un contesto molto tranquillo, alle porte del paese veneziano. Intorno le persone, quasi tutte molto anziane, sono impegnate ad accudire alle loro case. Ma in sostanza cosa può essere successo da ieri pomeriggio, quando Onichini ha lasciato i 2 palazzi di Padova con poche cose personali e poi si è fatto venire a prendere dai familiari? Può essere successo che dopo insomma una serata tra amici, anzi vi do una notizia forse un po' ignota, ringrazio Michele Favero di avercela fatta sapere, ha ricevuto anche una torta dal gruppo e dal movimento Indipendenza Veneta, nella quale è stato appunto festeggiato, con la quale è stato festeggiato. C'era scritto bentornato a casa, orgoglio Veneto, e quindi c'è stato anche un momento così anche con gli amici più stretti, perché bisogna ricordarsi che a tutti gli effetti Walter Onichini è ancora un detenuto, anche se potrà, anzi ha avuto questo diritto di usufruire di una forma alternativa al carcere per i restanti 3 anni e 3 mesi di pena residua che ha appunto a carico presso la sua abitazione che non potrà lasciare mai tra le 22 e le 6, quindi non potrà mai uscire di casa dopo le 22 e dovrà eventualmente, nel caso dovesse allontanarsi dal Veneto, dovrà chiedere un permesso speciale al magistrato di sorveglianza e non potrà espatriare mai, almeno per, insomma, come detto, durante il periodo di pena residua. Nelle ore diurne è obbligato a lavorare presso la ditta della sorella, che si occupa sempre del settore per il quale lui è specializzato, ovvero la macellazione di carni, e sarà anche obbligato a svolgere attività di volontariato o comunque sociale. Al momento non si sa esattamente dove e per quale struttura, magari per una onlus oppure per il comune presso il quale risiede. L'atmosfera, vi ripeto, intorno alla casa di Onichini è assolutamente silenziosa, quasi fossero anche i vicini coinvolti in questo momento di assoluto riserbo. La famiglia, per voce della moglie, ha fatto sapere che al momento non desidera giornalisti e non desidera rilasciare interviste alla stampa o alla televisione, almeno per un po' di giorni. Vedremo per quanto, perché il nostro network credo di non sbagliare nel dire che in questi anni ha dato un certo rilievo a questa causa giudiziaria in cui è stato coinvolto Onichini dal 2013 fino alla scarcerazione di ieri, perciò confidiamo di arrivare un giorno a farvi sentire la sua voce e quella dei suoi familiari e le emozioni del rientro. La casa è abbastanza dicevo anche un po' inaccessibile anche come visione. Con l'aiuto di Federico Cibotto alla telecamera ve la mostriamo. Vedete di fronte al lato che guarda sulla strada dove ci troviamo c'è una altissima magnolia e alcune palme o kenzie che siano, che non fanno vedere pochissimo anche della facciata. Gli scuri sono tutti chiusi, a parte quello di una porta finestra, abbiamo osservato dal cancello, una porta finestra al piano terra dove probabilmente è servito per entrare e uscire stamattina da chi è in casa. Ecco, diciamo che al momento qui in paese le persone
non hanno piacere di parlare di questa vicenda, anche se è chiaro che tutti ritengono che sia un sospiro di sollievo per questa famiglia il ritorno a casa del capofamiglia, ovvero di Walter Onichini. Comunque cercheremo anche noi di farvi avere qualche altro sentore della situazione qui da Camponogara. Grazie davvero Guido, e come hai detto tu, insomma, prima notte a casa in regime di affidamento in prova, primo giorno di lavoro, questa è la vita, l'abbiamo sentito dal nostro Guido Barbato, che farà per 3 anni e 3 mesi in alternativa al carcere, come ha spiegato ieri il suo legale, e felicità anche nella Lega padovana. Sentiamo. Lei da legale si ritiene, immagino, soddisfatto di quanto ottenuto da Onichini? Stanno solo applicando un diritto per il quale aveva tutte le condizioni per accedere a questa misura alternativa. Ha avuto la misura alternativa con tanti mesi di ritardo rispetto a quando era maturato il termine. C'erano tutte le condizioni e non gli hanno regalato niente, anzi. Esulta la Lega di Padova, un po' per tutti i militanti del Carroccio è finalmente arrivata una buona notizia. Sono felice per i familiari, sono felice per la moglie di Walter Onichini, ma sono soprattutto felice per lui, perché grazie alla sua condotta osservata in questo periodo non certo facile all'interno del carcere ha permesso ai giudici di accogliere la sua richiesta di affidamento in prova. Oggi è una giornata bellissima, Onichini finalmente esce dal carcere, è in affidamento in prova, però è un primo passo importantissimo. L'importante è che lui esca da quella galera e possa riunirsi alla sua famiglia, alla moglie che non sta bene, a cui va tutta la mia vicinanza e i miei auguri, e a Onichini un grande abbraccio. Forse oggi c'è un po' di giustizia per Onichini, che ha subito una delle più grandi ingiustizie del nostro paese. Queste dunque le parole le avete sentite dell'assessore regionale Roberto Marcato. Ed ora invece andiamo a Vicenza e continuiamo sempre con la cronaca, perché parliamo di controlli, gli ennesimi insomma sulle strade, ubriachi e alla guida di automobili, controlli mirati dei carabinieri nell'Alta Valle del Lagno per inibire questi comportamenti pericolosi, purtroppo ancora molto diffusi. Valdagno, intensificati i controlli dei carabinieri nel contrasto dell'abuso di alcol da parte degli automobilisti. 4 equipaggi e 12 militari del nucleo operativo radiomobile hanno concentrato l'attività nelle ore serali, controllando svariati locali pubblici nell'Alta Valle del Lagno. Identificate oltre 30 persone nei luoghi di ritrovo serale, tutti sottoposti all'accertamento con l'etilometro dei tassi di alcolemia. Sono state denunciate 4 persone con livelli superiori ai limiti di legge, un 22enne di Valdagno e un 33enne di Arzignano, e altri 2 uomini coinvolti in incidenti stradali in via Budrion e sulla provinciale 246, a cui inoltre è stato sequestrato il veicolo, e dovranno rispondere della violazione del codice della strada per guida in stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di sostanze alcoliche. Torniamo invece nel Trevigiano. Giovedì 26 gennaio la prima udienza del processo per la morte sul lavoro di Mattia Battistetti, il 23enne di Montebelluna, l'ex sindaco di Napoli, arriva a Treviso. Garantire che le responsabilità siano accertate e sanzionate. Dunque, come ho detto alle 9, giovedì 26 gennaio, Luigi De Magistris parteciperà al sit-in organizzato proprio davanti al Tribunale di Treviso per la prima udienza del processo. Mattia aveva 23 anni quando un carico di 15 quintali sganciatosi da una gru in movimento lo uccise nel cantiere dove lavorava. Il 29 aprile del 2021 a Montebelluna la sua vita terminava sul colpo, iniziava la battaglia della sua famiglia affinché la morte del giovane non fosse l'ennesima tragica fatalità senza responsabili, niente più che un numero freddo e silenzioso nella conta di chi perde la vita sul lavoro in Italia. Dunque vi ricordo, giovedì 26 gennaio ci sarà questo sit-in al quale parteciperà il sindaco, l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, davanti al tribunale dove ci sarà la prima udienza del processo.
Ed ora invece parliamo di maltempo. Abbiamo visto insomma il freddo, la pioggia anche di ieri, decine gli interventi dei vigili del fuoco nel Vicentino, in tutta la provincia per il forte vento da nord-est. La protezione civile regionale aveva dichiarato la fase operativa di attenzione. Numerosi interventi dei vigili del fuoco a causa del forte vento che ha letteralmente spazzato la provincia. Pali dell'elettricità, del telefono piegati e rami spezzati, gli interventi più comuni avvenuti a Lonigo, Alonte, Montebello, Sarego. A Schio la linea elettrica non è mai stata interrotta in via Cengelle, nonostante 3 pali lungo la strada fossero stati sradicati. A Vicenza, in via Giacomo Rossini, un grosso albero è caduto spezzandosi ed è finito sui fili dell'illuminazione pubblica. I pompieri intervenuti con 3 mezzi e un'autoscala hanno lavorato quasi 2 ore per tagliare completamente tronco e rami e mettere in sicurezza l'area. Ed ora andiamo nel Bellunese. È stato portato in salvo dai vigili del fuoco. Nella serata di ieri l'automobilista rimasto bloccato a causa degli accumuli di neve in prossimità del 22esimo tornante verso Passo Giau a Cortina d'Ampezzo. L'uomo voleva raggiungere la propria abitazione posta poco distante quando è rimasto bloccato. I vigili del fuoco di Cortina hanno raggiunto l'automobilista, intanto è rimasto all'interno dell'auto. Con una fresa sono riusciti ad aprire la strada e trainare l'auto fino all'abitazione dell'uomo. Queste dunque le notizie, vedo già sullo schermo, intanto lo saluto, poi vado in pubblicità per qualche istante. Saluto Moreno Parin, coordinatore dei gestori del carburante di Treviso, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, adesso noi andiamo per qualche istante in pubblicità, poi parliamo con lei proprio di questo sciopero che scatterà oggi, martedì, scusate, alle 19. Pubblicità e poi torniamo subito in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, lo avevo annunciato prima, parliamo dello sciopero dei benzinai che scatta questa sera dalle 19, lo facciamo con Moreno Parin. Intanto buongiorno di nuovo. Sì, buongiorno a lei. Dunque, sciopero che sarà uno sciopero insomma quasi totale, possiamo dirlo, nella provincia di Treviso? Considerando tutte le associazioni che sono intervenute a sostegno dello sciopero, direi di sì, a parte quegli impianti gestiti dalle compagnie petrolifere, ma per il resto è uno sciopero molto sentito e molto chiesto anche da tutti i soggetti e da tutti i gestori, sia gestori come noi, mezzi dipendenti delle compagnie, ma anche di quelli che hanno gli impianti loro. Ecco, noi abbiamo visto oggi insomma nei vari distributori un po' la coda che era un po' scontata degli automobilisti che stanno cercando di far benzina prima che scatti questo sciopero di questa sera e c'era un po' la preoccupazione, anche le lamentele degli automobilisti che hanno visto aumentare i costi proprio nelle ultime ore del carburante. Beh, certamente c'è un problema di mercato internazionale, sono saliti i prezzi lì e a cascata i prezzi sulle pompe di benzina, ma questo qui praticamente è una cosa che succede spesso, come all'inizio ad esempio di quest'anno sono leggermente calati, sono un po' in ripresa. È un fattore ciclico sul quale si potrebbe intervenire, ma non certamente noi come gestori, ma come compagnie petrolifere potrebbero farlo, o anche come governo. Ecco, Piuttosto che fare decreti legge che vanno a penalizzare solo i gestori, andarsi a cercare delle responsabilità da un'altra parte non sarebbe male. Ecco, noi abbiamo visto anche dei cartelli affissi nei distributori che un po' spiegavano il perché di questo sciopero e spiegavano: voi fate un tot di benzina, a noi rimane davvero molto poco. Sì, è vero, cioè il gestore oggi come oggi medio ha un guadagno per litro, quindi non in percentuale, di 3,5 centesimi lordi e lì ci deve pagare tasse, energia elettrica, tutto quello che ne concerne. Tenendo presente che se un cliente paga con una carta di credito si mangia quasi il 30% di quel margine, quindi capirà che i problemi li abbiamo e in questo momento ce l'abbiamo comunque con il governo, non con i clienti. Ecco,
lei citava appunto il governo, qualche giorno fa c'era stato un vertice, io leggo anche qua insomma che dicono l'imbarazzo del governo anche espresso ieri è evidente in questa materia, c'è tanto fumo ma non c'era un pezzettino di arrosto. Beh sì, perché comunque è nato tutto da un'autentica fake news, come è di moda dire adesso, quindi da una bufala all'italiana. Qualcuno si è svegliato male, ha cominciato a dire che i prezzi dei carburanti sono aumentati, che i colpevoli sono i consumatori, i distributori di carburante. La stampa, mi permetta, ci ha messo molto del suo perché è andata ad amplificare il problema senza mai cercare una prova di questo. Ci si è messa poi la politica, ovviamente, perché non è neanche vero, e lì in questo vortice che si è autoalimentato è successo a Stabuliana e il governo ha pensato bene di penalizzare i gestori, senza preoccuparsi che lo stesso governo poi mi ha certificato che non era successo assolutamente nulla. Quindi tanto fumo e proprio meno zero arrosto. Ecco, che cosa chiedevate voi al governo e che cosa vi aspettate ora dopo questo sciopero? Beh, allora, noi al governo si chiedeva di eliminare la parte del decreto più ostica, quella che crea vari tipi di problemi, cioè praticamente l'obbligo di installare, un ulteriore cartello sull'impianto con il prezzo medio che sarà individuato dal Ministero, prezzo medio regionale. Bisogna dire che non siamo contrari al fatto che il governo rilevi il prezzo medio, anche perché ci sono già dei quotidiani settori che ogni giorno pubblicano quel prezzo medio anche proprio a livello provinciale, non solo regionale, per cui non è un segreto per nessuno. Ma l'obbligare i gestori a esporre un cartello con un prezzo medio che va a creare confusione intanto ai clienti che già trovano una marea di cartelli con i prezzi sugli impianti e tante volte non capiscono dove andare a fare benzina, su quale pompa costa di più, quale costa meno, dove è servito, dove no. E quindi andiamo a creare confusione. Oltretutto quel cartello, per come viene impostato, crea probabilmente anche dei problemi di gestione, quindi con sanzioni che poi il governo ha detto che ridurrà, ma intanto nel decreto sono ancora altissime, cioè è penalizzante, non si può accettare una roba del genere. È stato proposto di mettere invece del cartello un QR code sugli impianti, il cliente che fosse interessato inquadra il QR code e si trova il prezzo medio della regione, nell'attuale regione dove si trova. Soluzioni sono semplici, il Ministero potrebbe addirittura sulla sua applicazione per smartphone inviare giornalmente a chi lo faccia richiesta il prezzo del medio regionale, cioè c'era tutto che si poteva fare fuorché il cartello. Quindi non siamo assolutamente contro la pubblicità dei prezzi, perché comunque in nessun altro settore economico in Italia noi abbiamo i prezzi esposti al pubblico e possibilità di confrontarli subito. Se io volessi dire a mia moglie di confrontare il prezzo di un litro di latte da un supermercato in zona a uno leggermente più lontano, mia moglie per vederlo deve andare su un supermercato, prendere il prezzo, andare sull'altro e prendere il prezzo. Mentre gli automobilisti possono comodamente seduti in macchina o a casa guardare qual è l'impianto più economico in provincia di Treviso. Quindi capirà che abbiamo tutto il diritto di incavolarci per essere ritenuti colpevoli di qualcosa di cui non siamo e di subirne anche le conseguenze. Le volevo leggere anche quello che ha dichiarato all'ANSA Assogas Liquidi. Dice: il decreto trasparenza sui prezzi dei carburanti comporta oneri gestionale e tecnico-amministrativo per inserire il prezzo medio, che richiede di seguire una fase di permessi per l'adeguamento e oneri economici che non sono giustificati e potrebbero avere un effetto che nessuno auspica di un impatto sul prezzo finale del carburante. Lo ha detto il direttore di Federchimica Assogas Liquidi Silvia Migliorini. Allora, io ho partecipato a 2 riunioni la scorsa settimana al Ministero a Roma e ero proprio nella riunione con Assogas Liquidi, Assogas Metano, Assopetroli, Unione Petrolifera, Unem adesso, quindi anche con le nostre controparti. Tutte dal punto di vista proprio applicativo e anche economico della cartellonistica si sono dette oggettivamente preoccupate, perché si parla di migliaia di euro per ogni impianto e ovviamente hanno detto è chiaro al Ministero che quei migliaia di euro devono ben capire che loro non possono fare altro che scaricarli sui prezzi ai consumatori. Quindi non va bene, cioè non è che non vada bene che questi lo scaricano, perché qualsiasi attività commerciale i costi poi li imputa al prezzo finale. Però sì, hanno ragione, perfettamente ragione.
Oltretutto il decreto prevede in questo momento sempre 15 giorni di tempo per adeguare il tutto. Allora vuol dire che chi ha scritto il decreto, non so, probabilmente sperava che qualcuno venisse qui a fare miracoli di nuovo, perché comunque fra autorizzazioni e tutto almeno un anno ci vuole, sempre che i comuni non aprono il consiglio preferenziale lasciando perdere tutte le altre pratiche. Ma non credo sia neanche tanto giusto penalizzare chi non c'entra nulla. C'è un effetto secondario che abbiamo spiegato bene al Ministero, che deriva sia dal modo in cui viene calcolato il prezzo medio e sia dall'effetto che il prezzo medio potrebbe avere nel mercato, perché nel momento in cui io calcolo il prezzo medio su base aritmetica, quindi 1,80 € un impianto, 1,82 € l'altro, la media è 1,81 €, ma non è così, perché se un impianto è piccolo, che teoricamente può fare 1 milione di litri o anche meno, ha un prezzo, un impianto che fa 5 milioni di litri e non altro, il prezzo medio reale è più basso. Quindi abbiamo poi l'ulteriore problema che nel momento in cui io pubblico un prezzo medio che dagli utenti sarà individuato come il prezzo del carburante, tutti quelli che hanno la possibilità di comunque vendere a un prezzo inferiore al prezzo medio andranno a allinearsi al prezzo medio, non dico al 100%, ma magari con un centesimo in meno. Questo andrà ulteriormente ad aumentare il prezzo medio perché loro hanno aumentato il loro prezzo, quindi vanno a variare il prezzo medio all'insù. E il cane che si morde la coda, è stato molto ben spiegato questo qui al Ministero, e che sono preoccupati perché sostanzialmente il problema è che l'hanno fatta grossa e in qualche modo devono uscirne. Senta, dunque, sciopero, l'abbiamo detto, scatta oggi alle 19, compresi i distributori self, e andrà avanti fino a quando? Fino alle 19 di giovedì, quindi giovedì sera gli impianti riaprono. Quindi non è che noi vogliamo creare disagi ai cittadini, ci mancherebbe altro, sono i nostri clienti, sono quelli che ci danno da vivere, ma se non abbiamo alternative che fare questa protesta, anche teniamo presente che in ogni caso la maggior parte dei cittadini con un 20 € di carburante fa tranquillamente 15 giorni, perché questi sono i consumi medi, per cui non credo che ci siano persone che rimarranno a piedi. Oltretutto questo sciopero è stato ampiamente pubblicizzato da giorni e tutti quanti hanno la macchina, non dico quello in pieno o altro. Personalmente ho metà serbatoio e non andrò al distributore, chiaramente. Qualche automobilista diceva aspettiamo, vediamo se il prezzo si abbassa. No, non credo che si abbasserà il prezzo questi giorni qui, perché ci sono stati dei notevoli aumenti. È qui che il governo dovrebbe ficcare il naso. Andiamo a vedere gli aumenti, andiamo a vedere questi benedetti prezzi internazionali, vedere chi li manipola, e allora lì il governo dimostrerebbe molto coraggio, perché lì va a toccare tasche ed interessi che non sono quelli dei 4 gatti, mi perdoni, dei benzinai. Senta, voi chiederete un nuovo incontro con il governo? Chiediamo un nuovo incontro. Io personalmente, salvo sorprese, venerdì prossimo sono in audizione alla 10ª commissione della Camera, attività produttive, dove mi verrà data la possibilità di spiegare la posizione anche nostra di Treviso. Quindi ci hanno anche convocato per quello, evidentemente ritengono che qualcosina da dire lo abbiamo. E speriamo nel fatto che qualcuno al governo abbia il buon senso di dire chiudiamola, andiamo a parlare con i gestori per trovare il modo intanto di rendere ancora più trasparenti i prezzi, va bene, sempre che sia possibile, ma al limite, visto che loro comunque sollevano il problema degli impianti che non hanno mai comunicato niente all'osservatorio prezzi, e qui in provincia di Treviso non li ho trovati onestamente, e trovare il modo di farli fare il loro dovere. Quindi su questo noi siamo disponibili, cosa che comunque è anche molto semplice. Invece aumentando le sanzioni praticamente tu vai a colpire chi già conosci, quindi vado dal gestore che è già accreditato all'osservatorio, che già comunica i prezzi, vado lì e mi accorgo, come sta succedendo, andando a fare le verifiche retroattive, che questo gestore qui, invece di confermare il prezzo al massimo entro 8 giorni, lo ha confermato entro 9 giorni e si vede il verbale da 1.050 €, ecco, questo è una follia e dai gestori è vista come un sopruso, una rapina addirittura, tenendo presente che quel gestore lì, non confermando il prezzo, non ha fatto nessun reato, perché il prezzo quello era e quello rimane. Certo. Quindi non si può considerare
questo gestore alla stregua di un altro, oppure anche gestore che per qualche motivo, per lavoro o per altro, non ha aggiornato in tempo reale i prezzi. Cioè non andiamo a pensare che i gestori siano delle macchine che automaticamente fanno tutto quello che devono fare. Sono delle persone, devono lavorare e devono sobbarcarsi un sacco di burocrazia. Senta, un'ultima domanda: qualora non aveste risposte, insomma, dal governo, qualora non ci fossero dei cambiamenti rispetto a quello che è stato già deciso, che cosa farete? Ci sarà un altro pacchetto di scioperi? Beh, no, è che ci lasciano molte alternative, cioè se non ci ascoltano e continuano con questa campagna di penalizzazione nei confronti dei gestori, è ovvio che dovremmo comunque fare un altro sciopero. Confido però che le audizioni in 10ª commissione, e lì comunque poi il governo può intervenire, ma anche con i deputati, magari consigliano a qualcuno di modificare il decreto sui passaggi, sull'unico passaggio che noi riteniamo ostico, e quindi andare avanti e magari tutto quello che è successo farne tesoro e assieme al governo prendere in mano la situazione anche della rete per com'è. Qui in Veneto no, ma in molte zone d'Italia ci sono dei grossi problemi di rete perché non hanno mai fatto la razionalizzazione, e quindi cominciare a lavorare sulla rete e magari lavorare anche sui contratti da gestori di compagnie petrolifere, fare in modo che il settore sia un attimino più in equilibrio a beneficio nostro, naturalmente anche di chi è proprietario dell'impianto e comunque anche dei clienti, perché se tutto funziona bene ci guadagniamo tutti quanti. Certo. Io la ringrazio davvero, la ringrazio Moreno, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a voi e agli ascoltatori. Grazie, arrivederci, grazie, buon lavoro, grazie. Noi andiamo avanti, cambiamo argomento, intanto l'avete sentito, fino a giovedì alle 19 ci sarà lo sciopero dei benzinai e scatterà oggi alle 19. Cambiamo argomento e parliamo invece di giustizia, parliamo di una riforma che sta facendo abbastanza discutere, che è la riforma Cartabia. Lo facciamo insieme a Flaviano Giuliano dell'ANSAP. Buongiorno. Buongiorno a lei, telespettatori. Dunque, a parte le brutte notizie dello sciopero dei benzinai, parliamo di questa riforma che sta facendo discutere. Ci sono degli aspetti che dicono che potrebbero essere modificati, degli aspetti invece di questa riforma che tutto sommato dicono erano attesi e vanno bene. Qual è il risvolto però di questa riforma nelle forze dell'ordine? Perché poi le forze dell'ordine ovviamente si rifanno a questa riforma. Vabbè, noi dobbiamo necessariamente operare. Tutto nasce da quella che è la necessità, diciamo, di allinearsi ad alcuni accordi con l'Europa per una riduzione del 25% di quelli che sono i carichi penali, perciò i processi, e in questo caso l'agire sull'arretrato. Ecco, se restava, e meno male che non è andata così, diciamo, se restava già quelle che erano le prospettive dell'impianto di novembre di questa riforma, cosiddetta riforma Cartabia, le problematiche per le forze dell'ordine sarebbero state moltissime, anzi io oso dire uno sfracello a cielo aperto. Voi provate a immaginare la necessità naturalmente per l'autorità giudiziaria di dover procedere mancando un elemento che è quello ovviamente della perseguibilità a querela, adesso voglio dire, cioè la raccolta della denuncia a querela. In questo caso l'autorità giudiziaria altro non avrebbe potuto fare che delegare le varie forze dell'ordine per la raccolta delle querele. Ora immaginiamo un attimo l'operatività delle forze dell'ordine. Noi siamo di fronte a situazioni di prevenzione, polizia amministrativa, polizia giudiziaria. Abbiamo la necessità di portare avanti compiti di ordine e sicurezza pubblica, perciò oberati già da una miriade di attività. Trovarsi di fronte a un carico di lavoro di questo genere sarebbe stato, diciamo così, un grosso problema. Anche poi non solo per le forze dell'ordine ma anche per i cittadini, perché adesso da quello che insomma si capisce, perché poi ci sono anche varie problematiche, una volta che c'è un furto, un scippo, un'aggressione, c'è bisogno della querela, sì. Ecco, c'è bisogno della querela, che non è la denuncia. La denuncia querela, che sono due cose diverse, perché magari il cittadino, che ovviamente non lo può sapere, dice
faccio una denuncia, in realtà deve fare una querela, che sono due cose diverse, giusto? Sono due cose diverse, guardi, la querela non è altro che la manifestazione di volontà da parte della parte lesa, della parte offesa, in questo caso chi subisce il furto, il danneggiamento, le altre problematiche, diciamo così, di reato che sono state evidenziate con la riforma, di chiedere la punizione del colpevole. Perciò voglio dire, non è solo un'attività da parte della polizia che arriva, coglie in flagranza il responsabile del reato, ci troviamo di fronte alla necessità poi di invitare la parte lesa a presentare querela. In questo caso bisogna che ci si interroghi un attimino su quello che potrebbero essere le conseguenze di questa cosa. Abbiamo detto è cambiato tutto con determinati reati che sono le lesioni personali, la violenza privata, il danneggiamento, il furto, la frode informatica e via dicendo. Abbiamo questa necessità. Immedesimiamoci adesso un attimo nella scena del crimine. Viviamo quello che potrebbe accadere, diciamo, praticamente. Un soggetto che, diciamo così, si rende autore di un tentato furto a casa del signor Rossi, la polizia viene chiamata perché arriva questa segnalazione, si giunge sul posto, viene colto in flagranza, osiamo dire con la refurtiva, magari dopo che ha prodotto dei danneggiamenti, ha portato via, ha sportato quello che gli serviva. Bene, in questo caso voglio dire ci troviamo di fronte a una situazione durante la quale poi la parte lesa viene, come dire, interrogata e gli viene chiesto di partecipare alla querela a carico del soggetto per poterlo arrestare. Beh, questa è una situazione alquanto insolita perché comprenderete, voglio dire, la parte offesa è lì che si interroga, dice ma io devo, come dire, presentare questa querela, lui lo sa che se presenta questa querela viene arrestato, mi spiego? Perciò voglio dire, la situazione si alza dal punto di vista della criticità, della minaccia che ne potrebbe derivare. Quindi c'è anche... Si può parlare anche di un po' di un rischio? No, è un rischio notevole, una mancanza di tutela per il cittadino che sa benissimo che in quel momento se presenta la querela il soggetto viene arrestato. Ma attenzione, proviamo a immaginare una situazione ancora più complicata. Soggetto che viene arrestato, poi rimesso in libertà dopo qualche giorno perché tanto, voglio dire, la ritualità purtroppo per noi dice questo, e magari si presenta sotto casa del soggetto 2 o 3 volte magari. Cioè voglio dire, mettiamoci nei panni della parte lesa che vede il soggetto sotto casa. Qual è l'intenzione? È quella di, come dire, intimidire, è quella di creare soggezione affinché diciamo, il proprietario dell'abitazione ritiri la querela. E cosa comporta questo? Comporta il fatto che poi l'autorità giudiziaria, non avendo più l'elemento di procedibilità, in questo caso previsto dalla norma, cosa deve fare? Deve mettere agli atti e archiviare il procedimento, non altro. Ecco, noi abbiamo visto anche un altro fatto, un ladro che è stato fermato a Treviso davanti dall'aeroporto e che praticamente è arrestato in flagrante mentre rubava nelle macchine. Un solo automobilista è stato trovato perché era all'estero ed è stato rintracciato, gli altri 2 che ovviamente erano partiti con l'aereo non sono stati rintracciati, per cui questo ladro è stato arrestato solo per 1 dei 2 furti, mentre gli altri che avevano comunque subito dei furti non potranno, se non vengono... Sì, è uno di quei casi in cui, diciamo, si presenta una lacuna, perché è chiaro che se noi non abbiamo nell'immediatezza la persona che manifesta la volontà di produrre querela, il soggetto cosa potrà subire? La segnalazione all'autorità giudiziaria, in questo caso, che non avendo quell'elemento di procedibilità non automatizza nient'altro, mi spiego. Quello che voglio dire è proprio questo, diciamo, adesso cosa succede? Che grazie a Dio la settimana scorsa, come dire, c'è stato comunque, voglio dire, un cambiamento che ha portato alcune innovazioni per quanto riguarda, dobbiamo dire grazie, credo, al Guardasigilli, una persona che, il Ministro della Giustizia, il Dottor Nordio, una persona che stimo tantissimo, nella quale io credo e io penso che possa cambiare molte cose che possono avere a che fare anche con queste lacune che si sono, diciamo così, evidenziate. Il Consiglio dei Ministri si è riunito rapidamente con un disegno di legge cosiddetto correttivo della riforma Cartabia.
In questo caso, voglio dire, le innovazioni hanno intanto riguardato qualche cosa che era inimmaginabile non potesse essere comunque interessata da un cambiamento, e cioè tutti quei reati che hanno attinenza con il fenomeno mafioso, con l'eversione, con il terrorismo, perché è improponibile pensare che si possano commettere questi reati e si debba beneficiare di questa norma, mi spiego. Ecco, ci sono stati poi ovviamente dei cambiamenti in tema di procedibilità d'ufficio, nel caso specifico per quanto riguarda le lesioni personali, laddove, diciamo così, queste fossero commesse da persona già sottoposta a una misura di prevenzione, proviamo a immaginare la sorveglianza speciale, i vari DASPO e compagnia bella, anche se, diciamo, terminata da 3 anni questa misura di prevenzione, se il soggetto è stato sottoposto a questo e commette questo reato, le lesioni personali, comunque rientra nell'arresto obbligatorio. E poi l'ultima, quella a cui faceva cenno lei, che in buona sostanza, diciamo così, va un po' a sanare, ma per modo di dire, come dire, la possibilità di procedere all'arresto obbligatorio per i reati per i quali si procede all'arresto obbligatorio, vuol dire, non è necessario, diciamo così, anche mancando la querela da parte della persona offesa, si può procedere. Poi è chiaro, voglio dire, che a divenire ci sarà la raccolta, diciamo, della denuncia querela, se è possibile, o degli elementi necessari per portare avanti il procedimento, ecco. Io mi fermo solo un attimino, perché mi pareva di aver visto, eccolo qua, lo vedo, il nostro Guido Barbato, stavamo parlando con lui anche prima della prima notte a casa per Walter Onichini. Guido, buongiorno ancora. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti. Ci ricolleghiamo in parte agli argomenti che stavate trattando in studio, perché appunto Walter Onichini, da ieri a Walter Onichini è stato dato dal magistrato di sorveglianza diciamo, la misura, se il termine è corretto, dell'affidamento in prova. Ha lasciato il carcere 2 Palazzi di Padova, dove era detenuto, e il resto della sua pena detentiva, stabilita in 3 anni e 3 mesi ancora residui, potrà trascorrerla con l'affidamento in prova presso la sua abitazione a Campo Nogara, dove ci troviamo in questo momento, davanti alla quale ci troviamo in questo momento, cercando di non essere troppo invadenti, perché abbiamo notato che intorno all'abitazione di Walter Onichini e della sua famiglia c'è tutto sommato una sorta di cuscinetto di protezione, ed è l'opinione che abbiamo condiviso anche con il nostro ospite che ci ha raggiunto qui, ovvero Michele Favero, segretario di Indipendenza Veneta e amico personale di Walter Onichini, e questo insomma ci fa grande piacere. Buongiorno Favero. Buongiorno a voi. Sì. Allora, com'è stato l'incontro ieri pomeriggio? Perché so che insomma vi siete finalmente salutati. Ma mi sono commosso più io di Walter, a dire la verità, perché insomma quando ritorna un papà di famiglia come Walter, un grande evento come Walter, non potevo che riabbracciarlo e commuovermi. Guardi, ho la pelle d'oca anche adesso che ne parlo. Diciamo che Walter non avrebbe mai dovuto varcare la soglia del carcere, perché un papà che difende i suoi familiari merita un premio in altri paesi. Purtroppo in Italia sappiamo che il ladro è libero, latitante mai più ricercato, mi sembra. Gli altri 3 non sono mai stati trovati, c'è stato un accanimento per Walter. Cosa incredibile, ma adesso l'importante insomma è che sia a casa. Che cosa vi siete detti appena vi siete visti? Ma senza entrare nei particolari, io l'ho abbracciato e per 30 secondi siamo stati in silenzio. È stato emozionante, ripeto, perché insomma sono emozioni da vivere, e per dei veri amici, come penso insomma di essere stato io per Walter, come Lucio Chiavegato e tanti altri che non sono ritornati alla ribalta oggi, ma gli hanno sempre voluto gran bene. Per noi è stata un'emozione, come riavere un fratello in casa. E poi, come in tutte le famiglie tra amici, magari avete aperto una bottiglia. Ecco, non ho aperto la bottiglia, ho portato una bella torta con scritto proprio "Bentornato grande papà" e "Orgoglio Veneto". Questo sì. Senta, vi ritenete soddisfatti di questa misura alternativa al carcere che il giudice di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza ha affidato a Onichini? Adesso, lasciando da parte le emozioni che comunque ci ha così gentilmente raccontato, il fatto che lui adesso, lo riepilogo rapidamente ai nostri telespettatori, non può lasciare casa tra le 22 e le 6, non può lasciare il Veneto senza un permesso del magistrato, non può espatriare e può andare a lavorare presso l'azienda di macellazioni carne della sorella, e dovrà svolgere obbligatoriamente un'attività di volontariato in ambito, suppongo, locale. Ecco, si chiamano misure alternative alla detenzione in carcere. Accettabile o si poteva sperare meglio?
Allora, la speranza ovviamente sarebbe stata quella di avere la grazia per Walter, però visto quello che è accaduto e visto insomma questo accanimento, perché ricordiamo che il procuratore generale non era d'accordo nemmeno su questo, ben venga l'affidamento in prova, anche perché siamo sicuri insomma che Walter farà quello che ha sempre fatto in tutta la sua vita, cioè lavorare e amare, ritornare ad amare così insomma in modo anche fisico, abbracciando la sua famiglia, perché Walter è questo, è un papà, un grande papà veneto, un grande lavoratore veneto che da 13 anni insomma lavora e ha fatto con le sue mani una grande impresa e fortunatamente insomma ritorna a dare una mano importante alla mamma e alla moglie Sara, che ricordiamolo ha bisogno anche di cure, perché questo carcere è stato fatto pagare soprattutto alla famiglia di Walter e mi sembra impossibile credere ancora oggi che ci sia stata questa disumanità da parte dello Stato. Non comprendere che Walter è la vittima di quella rapina e non il carnefice, che Walter non ha mai fatto nulla di male a nessuno, ma si è visto nelle condizioni di reagire per proteggere i suoi familiari. Mi sembra ancora oggi incredibile parlare di questo, ma evidentemente in Italia si proteggono i delinquenti e si mettono in galera i papà di famiglia. Ecco, sono passati quasi 10 anni, giusto Favero, da quella sera, e restano ancora tante domande in sospeso. Noi come gruppo Media Nord-Est stiamo pazientemente attendendo che la signora Sara e Walter ci diano l'ok per una intervista. Hanno chiesto anche a noi di attendere un po' di giorni affinché insomma si possa ammortizzare questo periodo di ritorno alla normalità, poi insomma saremo pronti qualora lo desiderassero e volessero anche dire delle verità, perché colgo dalle parole di Favero anche che c'è qualche verità. Mentre lei parlava mi chiedevo, c'è risentimento da parte di Onichini verso lo Stato? In breve chiudiamo il collegamento poi. No, Walter ha già detto quello che doveva dire, io non sono il portavoce della famiglia Onichini, non voglio parlare per conto di Walter che sa farlo benissimo. Io, come ho già detto ai suoi colleghi, mi auguro che fra 3 anni, quando i riflettori saranno spenti, tutti voi siate qui a fare un'intervista a Walter di 2 ore per parlare di questo evento. Ecco, questo dovete fare e lei me l'ha promesso, il direttore Baciali me l'ha promesso, dovete mettervi un nodo e ritornare qui a parlare di questo evento, a parlare con Walter Onichini, che sarà libero finalmente a tutti gli effetti di esprimersi, di dire quello che è stata questa tremenda esperienza e di parlare anche del carcere, perché credo che nella vita non ci sia nulla di inutile. Anche questa è una prova forse che è stata data a Walter per parlare anche di un'esperienza tragica, ma che forse può insegnare qualcosa. Bene, grazie a Michele Favero, segretario di Indipendenza Veneta. Daniela, a meno che tu o qualche tuo ospite non voglia fare qualche domanda, siamo qui a Campo Nogara a disposizione. No, ti ringrazio davvero Guido, grazie davvero anche al tuo ospite, grazie e buon lavoro. E noi parliamo proprio di questo perché nel nostro sondaggio, quello che vogliamo proporvi, vi proponiamo solitamente il lunedì e il martedì, il sondaggio riguarda proprio l'affidamento in prova per Onichini. Secondo voi è giusto? Se volete rispondere di sì, lo vedete in verde, lo 0422162691. Se invece volete rispondere di no, lo 0422162690, l'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring questa sera a partire dalle 21:15. Dunque, intanto vogliamo fare un commento, finalmente l'affidamento in prova, tutti insomma lo avevano auspicato, è difficile molte volte vedere la vittima di un furto finire in galera, c'è anche un po' di esasperazione fra i cittadini nel vedere, insomma lei ha fatto parte insomma sempre delle forze dell'ordine, vedersi entrare queste persone violati nella propria abitazione, violati nei propri averi, quindi cioè, a volte vedere una vittima che insomma comunque aveva sparato certamente, però questo fa un po' pensare, fa un po' riflettere. Ma sicuramente è un fatto abbastanza, come posso dire, significativo, drammatico, di alta criticità, sul quale ovviamente, diciamo così, è difficile anche esprimersi.
Io, per quanto mi riguarda, sto più a guardare quelli che sono gli autori dei fatti reato, mi spiega, e su questo, guardi, vorrei fare un commento che adesso introduce un piccolo argomento, la prego di darmi questa opportunità. Guardi, anche recentemente, voglio dire, un'altra norma che ha modificato termini della riduzione della pena lascia pensare, voglio dire, il nostro è un paese, voglio dire, che deve fare attenzione attraverso il legislatore su quelle che sono determinate cose che vanno a modificare equilibri. Come tutti noi sappiamo, diciamo, di fronte a processi ordinari, molto spesso gli autori del reato preferiscono il sistema alternativo, in questo caso patteggiamento, giudizio abbreviato. Sono quelle forme che garantiscono una riduzione di 1/3 della pena. È chiaro che per un imputato che si trova a vivere una situazione durante la quale è consapevole che sarà condannato, si preferisce scegliere quel tipo di alternativa. Ebbene, in casi come questi, diciamo, già il patteggiamento, il giudizio abbreviato prevedono questo terzo della pena, questo sconto di pena. Recentemente c'è stata una nuova introduzione che lascia veramente a desiderare, perché, voglio dire, noi registriamo nel caso del giudizio abbreviato una ulteriore riduzione della pena di 1/6, perciò voglio dire 1/6 più 1/3, che rimane da scontare a chi è autore di un reato. Registriamo questo ulteriore sconto di pena di 1/6 laddove il soggetto, diciamo, accetta, conviene, io dico clientelizza, mi scusate. Certo. Che cosa? Di non andare in appello. Voglio dire, non so, voglio dire, io lascio a chi ci ascolta, voglio dire, il giudizio su queste cose, voglio dire. Abbiamo già una forma di sconto che è di 1/3, ci andiamo ad assumere un altro sesto, cosa rimane da scontare da parte di questi soggetti? Ecco, voglio dire, poi in situazioni come questa, voglio dire, è chiaro che un cittadino, come dire, ha delle reazioni che non sono consone, mi spiego. Ecco, su quello io non metto bocca, perché è veramente un fatto drammatico, inaccettabile, diciamo, vissuto da un cittadino comune. Lascio a chi deve decidere, diciamo, ogni ulteriore considerazione, ecco. Prima di terminare, poi la saluto, le faccio un'altra domanda, però prima lo vedete in sovraimpressione il nostro sondaggio, affidamento in prova per Onichini, è giusto, lo vedete? Se volete rispondere in verde lo 0422 16 26 691, se invece quindi volete rispondere di sì, se invece pensate che non sia giusto, il no, 0422 16 26 690. L'esito di questo sondaggio ve lo ricordo nel corso della nostra trasmissione di questa sera Ring. Ultima domanda, proprio per terminare, domani c'è una ricorrenza importante, perché ricorda 4 agenti che sono caduti, che sono morti, sono vittime del dovere. Sì, domani ricorre il 25 di gennaio, un fatto accaduto 26 anni fa. 4 nostri operatori, purtroppo, nel recarsi sul luogo di una rissa, sono stati vittime di un incidente stradale, perciò voglio dire caduti nell'adempimento del dovere e hanno perso la vita, diciamo. Sono 4 persone che io ricordo benissimo, perché singolarmente e personalmente avevo un ottimo rapporto con loro, uomini di grande qualità, operativamente in grado di intervenire su qualunque situazione, capaci e dedicati, uomini che per questa provincia hanno fatto molto, hanno saputo costruire anche un rapporto con la stessa popolazione, sono ben ricordati, erano stimati. Colgo l'occasione per ringraziare, lo faccio adesso anche a distanza di tempo, la stessa amministrazione comunale che ha voluto dedicare una piazzetta in loro ricordo, una piazza qui di Treviso in loro ricordo. Rammento a chi desiderasse che domani alle 10 presso la questura di Treviso si terrà una commemorazione in ricordo dei 4 caduti. Sarebbe molto bello, voglio dire, che i cittadini di Treviso, sarebbe veramente molto bello che i cittadini di Treviso, che con le forze dell'ordine hanno un rapporto, oserei dire, speciale, è inutile, noi con la cittadinanza abbiamo sempre avuto, sarebbe molto bello che domani quella piazza delle istituzioni, là dove è presente la questura, si riempisse di tanta gente nel ricordo di questi nostri 4 operatori che hanno perso la vita a suo tempo. Ecco. Io dico sempre che mantenere il ricordo per noi è un dovere ed è un qualcosa da non dimenticare, perché questi ragazzi, queste persone, queste
queste autorevolezze operative hanno dato tanto per questa provincia e meritano tutto il nostro rispetto e il ricordo. Ecco. E lo ricordiamo insomma che il lavoro delle forze dell'ordine, che siano della polizia, dei carabinieri o della Guardia di Finanza, insomma della polizia locale, sono lavori comunque difficili e sono a volte anche molto rischiosi. Sì, purtroppo voglio dire, sappiamo bene, il nostro è un mestiere, è una scelta, è un qualcosa, diciamo così, che ci comporta a volte, voglio dire, gli interventi in situazioni di alta criticità. Sappiamo benissimo che si va in servizio, come dire, salutando i propri cari, e poi a volte possono accadere delle situazioni spiacevoli. Personalmente anch'io ho vissuto qualche esperienza del genere, grazie a Dio a me è andata un po' meglio, ma da questo punto di vista posso dire che dobbiamo solo enormemente ringraziare tutti gli appartenenti al comparto sicurezza, uomini e donne che si dedicano quotidianamente alla salvaguardia, alla sicurezza, all'ordine, a tutto quello che naturalmente la società civile ha bisogno per poter andare avanti. Ecco. Io ringrazio davvero Flaviano Iuliano per essere stato con noi, insomma, per aver fatto poi un excursus così importante, non solo sulla riforma Cartabia, ma poi anche aver parlato di questi 4 agenti. Ricordiamo, la cerimonia ci sarà domani, vogliamo ricordare anche dove? Sì, domani in questura alle ore 10 e poi ci sarà una messa in suffragio alla chiesa di Santa Maddalena, ma sarebbe, ripeto, molto bello poter vedere quella piazza delle istituzioni piena di gente che viene lì nel ricordo di questi nostri colleghi, mi spiego, sarebbe una cosa molto molto bella. Tengo a precisare anche il fatto che domani sarà presente il signor prefetto, il dottor Angelo Sidoti, la stessa questore De Bernardin Statoan Manuela, deporranno una corona lì all'ingresso della questura, ci sarà credo un drappello di agenti che sostanzialmente ricorderanno, come dire, i 4 agenti. Insomma, voglio dire, un momento di alta commozione sicuramente. Grazie davvero, grazie per essere stato con noi. Noi andiamo avanti con questa nostra prima edizione e prima non so, l'ho visto, ecco qua, lo vedo sul nostro schermo, Adriano Bordignone, presidente del forum delle associazioni familiari del Veneto. Buongiorno intanto. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Intanto mi scuso per averla fatta attendere. Ieri insomma c'è stata una giornata importante perché sono stati presentati alcuni dati. La nostra regione, avete detto, con meno nascite e sempre più anziani, parte proprio da questa situazione una nuova iniziativa sottoscritta al Centro della Famiglia di Treviso che vuole studiare gli andamenti della natalità nel Veneto per pensare a adeguate politiche familiari. Vediamo il servizio e poi lo commentiamo con lei. Se continua questo andamento, nel 2050, tra nascite e decessi, ogni lavoratore di fatto pagherà la pensione ad un anziano. È forse l'immagine più impattante del futuro demografico del Veneto, che vede una decrescita nelle nascite con 1/3 in meno negli ultimi 14 anni, mentre continua a crescere l'indice di vecchiaia con 6 anziani su 10 non autosufficienti. Dati che non possono lasciare indifferenti chi sta progettando il futuro delle nostre comunità. Il tema della denatalità è conosciuto, è strutturale e altri paesi europei hanno cominciato ad agire. Noi sembra che dopo alcuni scandali, alcuni titoloni, lasciamo correre le cose. È necessario agire ora perché siamo già in grande ritardo. Per questo il Centro della Famiglia di Treviso si è fatto promotore per la creazione dell'Osservatorio sulla natalità e famiglia in Veneto in collaborazione con INPS, la Fondazione Leone Moressa e l'Associazione Comuni del Veneto. Ecco perché, elaborando i dati raccolti dalla Fondazione Moressa, attingendo all'immensa banca dati dell'INPS ma non solo, si potranno realizzare interventi che avranno efficacia sia a breve che a lungo periodo, cercando di individuare i punti critici di questa società che non fa figli, con il risultato che nel 2040 4 veneti su 10 vivranno da soli. Quindi raccolta e studio di dati per individuare le risposte più efficaci che non sono solo economiche o strutturali. Ma in tutto questo qual è, diciamo così, il messaggio che dà la Chiesa? Il messaggio che dà la Chiesa è un messaggio di speranza, un messaggio che guarda al futuro. Cioè la vita ha senso solo se diventa dono, solo se diventa cura di altri. Adriano Bordignon, insomma una regione che di fatto vede sempre più anziani e poca la natalità. Sì, è proprio così. Allora, per fortuna le prospettive di vita sono di molto allungate rispetto agli anni scorsi. La sanità, il welfare, gli stili di vita ci permettono di avere delle aspettative di vita molto più prolungate e questo è un bene.
C'è una difficoltà però, si sta creando da tempo uno squilibrio demografico, perché a fronte di questo innalzamento dell'aspettativa di vita c'è una riduzione costante del numero dei nati e questa riduzione è diventata ancora più grande dal 2008 in poi. Questa situazione, come mai? Che cosa è accaduto? I fattori sono diversi e differenti, ci sono dei fattori di ordine culturale, dicono gli studi, e sono legati alla visione che si ha sulla famiglia e sulla possibilità di prendersi cura dei figli in Italia. Oggi in Italia, rispetto ad altri paesi europei, il fatto di avere dei figli e di prendersene cura non è considerato un valore. In molti casi, soprattutto per le donne, il lavoro e la cura della famiglia sono presentate come delle alternative. Quindi uno, per esempio, degli aspetti sui quali agire è un grande lavoro di carattere culturale nel mondo del lavoro e dell'impresa. Dall'altro lato, indubbiamente ci sono delle difficoltà di ordine oggettivo. Tirare su un figlio costa molto. Dicono che insomma sono circa 140.000 euro quelli che servono da investire per portare un figlio fino ai 18 anni di età. Indubbiamente questo non è per tutti e trattandosi di un bene comune, quello dei figli, non di un fatto meramente privato, altri paesi sono corsi al riparo e hanno detassato, hanno previsto delle facilitazioni per le famiglie, hanno previsto una fiscalità a misura delle famiglie e anche trasferimenti per le famiglie. Allora ci sono degli obiettivi necessari e che sono inderogabili che devono essere perseguiti. Sono molto semplici, sono già stati sperimentati in alcune parti del territorio italiano, ma anche in altri paesi europei e hanno portato degli esiti positivi. Allora quello che noi vogliamo fare con questo osservatorio è allargare la base degli ingaggiati sulla tematica e su questo abbiamo ANCI Veneto, abbiamo INPS Veneto, abbiamo Fondazione Leone Moressa, ma anche il mondo delle imprese sta cercando di essere coinvolto. Abbiamo bisogno di offrire dati oggettivi che siano uno strumento per le scelte e abbiamo bisogno anche di avere strumenti per la valutazione di impatto delle azioni che verranno fatte. Certo servono coraggio e molte risorse, perché questo non è una questione residuale, ma permetterà la competitività e la sostenibilità del futuro del nostro Paese. Ecco, lei ha toccato un punto importante, quello anche che sono cambiati anche i valori. Sì, indubbiamente dobbiamo tener conto anche di questo. La prospettiva del bene del figlio, della priorità del dono ai figli, la prospettiva anche della costruzione di un progetto di vita vanno a cambiare con il cambiamento della cultura. Indubbiamente, se penso all'epoca dei miei genitori, all'età di circa 18-20 anni, si poteva pensare di costruirsi una casa, immaginarsi in una famiglia. Oggi per i giovani è completamente differente. I percorsi di studi ci portano a terminare questa strada più tardi, molto spesso sono accidentati e poi l'ingresso nel mondo del lavoro, in un mondo del lavoro pur flessibile ma che dia delle garanzie, porta a dei ritardi enormi. Poter pensare di mettere su famiglia o comunque fare un progetto di vita a 18-20 anni oppure a 34-36 anni cambia tutta quanta la prospettiva, perché sappiamo che in termini di natalità la fertilità non è una linea retta ma va a scemare nel tempo. Ecco, una cosa che si è vista insomma con il tempo è proprio questo, che soprattutto le donne ovviamente vogliono avere un figlio però in tarda età, sempre più in tarda età poi fra l'altro. Sì, questo è un fatto che si osserva in tutto il mondo occidentale. È indubbio che oggi è un'opportunità ed è giusto che le donne possano perseguire delle strade per la loro realizzazione. Penso che in Italia viviamo ancora una grave ingiustizia nel trattare appunto la questione femminile nel mondo del lavoro. Sappiamo che il numero delle donne impiegate è tra i più bassi d'Europa e di circa quasi 20 punti più basso di paesi come la Germania e la Francia. Poi quando le donne entrano nel mondo del lavoro si trovano troppo spesso da un lato gravate dei compiti di cura, perché ancora uno dei temi da affrontare è quello della condivisione dei compiti di cura, che sono ancora largamente ad appannaggio femminile. E cosa vuol dire? Prendersi cura dei più piccoli, dei disabili e anche degli anziani. Viviamo sempre più in generazioni sandwich
in cui la lunga vita dei nostri genitori ci però prevede anche la necessità di prendersi cura di loro, e troppo spesso questo è a carico delle donne. A fianco di questo i lavori femminili, lo dicono i dati, non sono pagati equamente, c'è una disparità di trattamento economico per le pari professioni, e ancora i lavori femminili molto spesso sono i più esposti ai marosi delle fluttuazioni dei cigni neri mondiali, come è stato in epoca Covid. Questa è un'ingiustizia, ma anche è un elemento che va a impattare sul tema della generatività, perché sappiamo che in tutti i paesi europei ad alti tassi di occupazione femminile corrispondono anche alti tassi di natalità. Senta, una volta che avete raccolto tutti questi dati importanti dell'osservatorio, che cosa pensate di fare? Allora, questo sarà un lavoro continuo di impuntura tra il reale e le prospettive. Noi cominciamo oggi con la somministrazione di un questionario, una survey a 100 comuni del nostro territorio, diversificati per categorie, per localizzazione, se sono in pedemontane, in montagna, in pianura o nella costa, per numerosità, per indagare che politiche familiari stanno mettendo in campo. Questo è un primo passaggio, perché molto spesso vengono confuse le politiche di lotta alla povertà con le politiche familiari. Questo è un grave danno culturale che il nostro sistema ha in piedi da tempo, che confonde le politiche per la famiglia con le politiche di lotta alla povertà. Noi invece abbiamo bisogno di investire sulle famiglie, creare servizi territoriali, creare servizi per la prima infanzia, facilitare la conciliazione dei tempi di lavoro e di famiglia, rendere il fatto che sia bello pensare di mettere al mondo un figlio e fare un salto di libertà che oggi non c'è, perché i giovani indagati da Istat e da altri centri di studio vorrebbero mediamente avere 2 figli, mentre si trovano poi, facendo i conti con la realtà, averne solo 1,24. Da questo devono scaturire tutte queste nostre indagini delle proposte operative, perché ormai siamo su una china che ci sta traendo verso il basso e le scelte che mettiamo in campo probabilmente sono già in ritardo sui tempi, quindi servono tante risorse, tanto coraggio e tanta visione. Ci sono delle zone nel Veneto dove avete riscontrato una maggiore criticità in questo senso? Allora, a livello di qualità dei servizi lo andremo a indagare e ve lo sapremo dire tra 2 mesi. Ci sono indubbiamente delle difficoltà che si notano a livello italiano e anche nel nostro contesto. Ci sono aree dotate di una minor quantità e qualità dei servizi, che sono aree in cui le famiglie a volte sono costrette a lasciare il campo, ad abbandonare. Noi abbiamo diffuso questi dati che vedono che la provincia di Rovigo, per esempio, ha perso dal 2008 circa il 42% dei nati. Vuol dire che abbiamo perso un bambino su 2, che è una cifra terrificante, ma questo deve interrogarci. Lo stesso il bellunese attorno al 39%. Anche in questo anno, il 2022, nei primi 10 mesi, abbiamo notato che ci sono dei territori che hanno delle performance migliori, e sono per esempio il territorio della provincia di Verona e quello di Belluno. Cosa vuol dire? Che c'è lavoro, che non è impossibile trovare casa e che ci sono servizi territoriali, non in senso assoluto, ma leggermente migliori degli altri territori. Allora, su questi asset bisogna lavorare e insistere sempre di più. Secondo lei è stato un po' sottovalutato questo problema? Questo è un problema che è stato gravemente sottovalutato. Come tutte le questioni anche inerenti al tema famiglia, è stato messo nell'agone dello scontro ideologico. Ecco, bisogna tirare fuori il tema delle politiche familiari e il tema della natalità dal bazar della politichetta. È una questione strutturale. I dati Istat, dati oggettivi, ci dicono che con questo andamento demografico, solo con l'indicatore di calata demografica, avremo un impatto estremamente significativo sul PIL dei prossimi anni. Abbiamo già un impatto sul numero degli occupabili, quindi sulla competitività delle nostre aziende, abbiamo un impatto sul mondo della scuola, abbiamo un impatto sul sistema pensionistico, perché la solidarietà orizzontale che abbiamo garantito fino ad ora, cioè chi sta lavorando paga la pensione di chi è già dato in pensione, è a forte rischio. A fianco a questo, con una riduzione anche della popolazione in età attiva, anche il gettito fiscale della fiscalità generale andrà a ridursi,
e la sanità che conosciamo, a fronte anche di maggiori spese, sarà a forte rischio nella sua universalità e qualità. Ecco, Sono delle questioni centrali. No, mi dica pure, scusi. L'ultimo aspetto che mi tocca molto, notiamo che delle volte c'è il coraggio, non c'è il coraggio di cambiare. Penso che noi dovremmo occuparci della popolazione anziana cercando sempre di più di avere giovani che possono stare a fianco di questi nostri anziani, perché il tema della solitudine e della carenza delle reti per gli anziani rischia di diventare una questione esistenziale che insiste sul nostro paese in modo gravissimo. Lei, mi scusi, stava prima dicendo che anche una delle problematiche era proprio il rincaro di tutti i costi, per cui insomma, le famiglie hanno più, diciamo, preoccupazione e paura di poter avere dei figli, e dall'altra parte, secondo lei, anche la pandemia ha cambiato in qualche maniera la visione? Sì, c'è qualcuno che dice, insomma, che la forma mentis delle persone del nostro paese è più orientata all'individualismo più che al prendersi cura, all'essere parte di una comunità, a prendersi cura delle nuove generazioni. Questo probabilmente è vero, ma c'è anche un aspetto che bisogna mettere in campo. Io penso che dalla mia generazione, o forse poco prima, siamo i primi genitori che sono praticamente sicuri che i propri figli staranno peggio di loro dal punto di vista socio-economico. Allora, su questo un genitore, un adulto, una persona responsabile può fare due cose: criticare il mondo e mettersi al balcone ad osservare le cose che vanno a rotoli, oppure mettersi in gioco, farsi responsabile, creare contesti, ecosistemi in cui sia bello nascere, crescere e diventare vecchi. Penso che questa sia la sfida, perché altrimenti si avrà una valanga e il nostro paese non sarà più bello come prima. Ecco, lo stava dicendo adesso e mi stava anticipando la domanda. Se non dovesse cambiare tutto questo, tutti questi fattori, dai valori a tutto quello che stava dicendo lei adesso, che cosa può accadere alla nostra società? Che cosa accade? Io l'ho detto anche ieri in conferenza stampa, io non accetto e non auguro ai miei amici sindaci, assessori, consiglieri regionali, tutte le persone che hanno le responsabilità, anche chi guida le associazioni di categorie e sindacati, di essere la generazione che, pur sapendo che c'era questa prospettiva, non è intervenuta. Non voglio essere ricordato dai prossimi giovani come quella generazione che sul tema della generatività, della natalità in Italia e della sostenibilità e della cura dell'ambiente siamo quelli che, pur sapendo, hanno lasciato andare avanti le cose. La competitività del sistema paese, l'attrattività, se non facciamo niente, è destinata a un futuro grigio. Io penso che saranno pochi i giovani che sceglieranno di vivere in un paese che si barcamena, che ha un carico di debito pubblico che va sempre crescendo, con sempre meno spalle da portarle avanti, che è capace di portarlo avanti. Quindi sono prospettive drammatiche che io non voglio immaginare e mi auguro, insomma, raccontandolo, dando dati effettivi, che tutti quanti possano fare delle scelte coerenti. La ringrazio, grazie davvero, grazie Adriano Bordignon, grazie per essere stato con noi e per aver accettato il nostro invito. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie, buona giornata, grazie e buon lavoro. Noi andiamo avanti con la cronaca prima poi di andare in pubblicità perché il Comitato Antirazzista Italiano chiede chiarezza sulla morte di Oussama Ben Reba, il giovane tunisino morto annegato nel Brenta il 10 gennaio inseguito dalla polizia. Sentiamo. Sabato alle 14, con partenza dalla stazione, si terrà un corteo per chiedere verità e giustizia per Oussama Ben Reba, il tunisino di 23 anni morto annegato lo scorso 10 gennaio nel Brenta a Ponte Vigo d'Arzere, dopo un controllo e un inseguimento della polizia. La manifestazione è promossa dal Coordinamento Antirazzista Italiano, che sottolinea come la morte di Ben Reba sia stata l'ennesima di una persona senza documenti scomparsa in circostanze equivoche, rispetto alle quali, dice il coordinamento, temiamo ci possa essere difficoltà ad ottenere verità e giustizia. Oussama era un giovane marito e padre, si trovava a Padova dove viveva dalla cognata per provare a lavorare e ottenere i documenti necessari per il ricongiungimento familiare con la moglie che vive a Cannes. Non sappiamo le dinamiche esatte di quello che è successo, dice il coordinamento. Sappiamo che c'è stato un inseguimento durato più di un'ora.
La procura ha escluso gesti di violenza sul giovane da parte delle forze dell'ordine. L'autopsia ha confermato che è morto per annegamento. L'accoglienza di migranti è in una fase di stallo, trovato al momento solo un terzo dei posti necessari. Il prefetto Grassi ha convocato tutti i sindaci della provincia. Sindaci di tutta la provincia padovana convocati con urgenza in prefettura. Servono case per l'accoglienza dei migranti. L'ultimo bando del Ministero ha trovato disponibili solo 100 posti sui 300 richiesti. Si sono fatte avanti 3 cooperative che hanno aderito alla microaccoglienza, ma i posti non bastano. In totale, nei centri di accoglienza straordinaria sono ospitate circa 1.500 persone, poco più di 400 profughi ucraini in fuga dalla guerra e oltre 1.000 extracomunitari arrivati via mare o attraverso i Balcani. Servono edifici pubblici disponibili subito da affidare in gestione a professionisti. Per l'accoglienza il mercato privato degli affitti è infatti fermo. Pochissime le case a disposizione, quasi nessuno accetta di darle alle cooperative per i migranti. Qualora non si arrivasse a una soluzione accettabile, il prefetto Giuseppe Grassi sarebbe intenzionato a contattare la Caritas, anche per evitare vecchie e superate soluzioni come le tendopoli o le caserme dismesse. Ed era la notizia di ieri all'Arena di Verona con il crollo, i danni causati dal crollo del basamento della stella cometa all'interno dell'Arena di Verona non sono stati ancora pienamente quantificati, ma sono stimati in centinaia di migliaia di euro e per il restauro saranno necessarie alcune settimane. Il danno è irreversibile, avrebbe detto il sovrintendente all'archeologia e belle arti di Verona, Vincenzo Tinè, al termine del lungo sopralluogo effettuato proprio questa mattina con il sostituto procuratore Alberto Sergi, che coordina le indagini con l'ipotesi di reato di danneggiamento colposo. Questa dunque la notizia, ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, prima le previsioni del tempo, poi qualche istante di pubblicità e torniamo di nuovo in studio. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Perturbazione ancora in azione sul nostro territorio. Ecco che la giornata di martedì 24 gennaio sarà instabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo variabile con cielo in prevalenza nuvoloso, salvo temporanee schiarite di mattina. A seguire precipitazioni intermittenti possibili un po' ovunque. Il limite della neve sarà intorno ai 700-1000 metri di quota. Prestare la massima attenzione sulle Dolomiti dove permane un marcato pericolo di valanghe, grado 3 della scala di riferimento. Generale rialzo termico con temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime invece tra i 5 e i 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove inizialmente avremo ampi spazi soleggiati, ma con il passare delle ore il tempo peggiora, il cielo sarà coperto e via via precipitazioni sempre più deboli. Sulla costa soffierà bora moderata, temperature minime sui 4 gradi, massime intorno agli 8-11 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non mancheranno parentesi soleggiate, ma nel corso della serata saranno possibili delle deboli precipitazioni. Temperature minime sui 3 gradi, massime intorno ai 7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Siamo tornati nuovamente in studio e dunque vi presento subito gli ospiti che ci hanno raggiunto qua, gli ospiti che si sono collegati con noi. In studio abbiamo Jacopo Lodde del Terzo Polo, buongiorno. Buongiorno. E Luigi Susin di Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Adesso dovremmo avere collegati, vediamo se ci sono già. Eccolo qui Stefano Pelloni, Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i suoi ospiti che sono anche amici.
E poi eccolo qua sotto Emanuele Crosato, Forza Italia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Partiamo subito da una notizia che è in realtà, insomma, recentissima. L'avete visto l'arresto, l'operazione dei Carabinieri di Venezia, che ha coinvolto anche un costruttore, Mauro Cazzaro, che era insomma il protagonista del bosco verticale a Treviso e che ha fatto e che avrebbe dovuto fare anche altri lavori nel Trevigiano. Insomma, un arresto un po' si può dire eccellente nella Marca trevigiana. Abbiamo visto poi i commenti sia del sindaco, che dice insomma che aspetta fiducia nella magistratura, aspetta che venga fatta chiarezza, da Rosi che dice non condanniamo senza prove, dalla Tocchetto invece che dice notizia invece sconvolgente, e poi Calesso che dice attendo la sentenza, ma se venisse confermato si stenderebbe un'ombra anche sulla nostra città. Partiamo proprio da Lodde. Nel caso poi di tutto quello che aveva fatto Cazzaro anche fino ad ora, insomma, è sicuramente un imprenditore conosciuto che ha lavorato anche con l'amministrazione comunale, è andato agli onori della cronaca in tante situazioni, perché la gestazione del bosco verticale in zona Restera a Treviso è stata seguita dai giornali, dalla stampa, e da tutto anche un percorso legale e di rivendicazione di chi invece riteneva che quello spazio, in quel caso là era un problema di altezze, non fosse adeguato o comunque non fosse conforme a quelle che potevano essere le regole. È una cosa che è anche stata superata, adesso subentra questo nuovo capitolo. Diciamo che chi poi in Italia rischia e fa impresa eccetera, credo che debba mettere in preventivo anche queste cose qui, nel senso che le variabili ormai sono tante e molte sono le persone che hanno voglia di galoppare certe cose. Allora, se noi ci troviamo come oggi a dover commentare un qualcosa che è appena uscito, sì, okay. Sempre agli arresti domiciliari, che è appena uscito, dobbiamo stare un po', certo. diciamo così, perché tutta la querela anche rispetto al nuovo ministro della giustizia e a tutto quello che sta venendo fuori sulle intercettazioni e l'uso diciamo anche improprio forse di queste notizie che poi vengono trasmesse, e dopo i giornalisti giustamente fanno anche il loro mestiere. Era una conferenza stampa però, insomma, del procuratore, esatto. Quindi insomma, adesso rispetto a questa cosa qua ci sarà la possibilità di fare dei passaggi anche per chi si deve difendere. Il terzo polo con i suoi leader, che insomma uno di loro, soprattutto Renzi, è stato interessato abbastanza da tutto quello che poteva essere anche cronaca giudiziaria eccetera, con i suoi familiari eccetera, un po' per sopravvivere, farsi gli anticorpi per i problemi loro, sono comunque garantisti. Poi è anche vero che insomma negli ultimi anni tutto quello che è stato un po' invece giustizialista ha avuto successo, quindi i partiti che hanno galoppato un aspetto giustizialista e anche un po' folcloristico del raccontare le cose, hanno avuto successo, hanno avuto consenso, hanno avuto quindi in ogni caso adesso sono stati citati anche i personaggi della politica trevigiana, c'è qualcuno che è un po' più garantista e sta aspettando di capire come stanno veramente le cose, qualcun altro che dice però andiamo a vedere. Io rimango garantista e mi auguro che poi la verità venga fuori, però la verità non è né a vantaggio dei garantisti né a vantaggio dei giustizialisti, la verità dovrebbe uscire e dovrebbero fare il lavoro chi è deputato a farlo e non poi altre cose. Susi, però è un fulmine un po' a ciel sereno questo. Certo che non è una cosa semplice da digerire. Abbiamo un imprenditore della Marca che è un imprenditore importante, ha fatto delle opere a Treviso, devo dire, eccezionali sulla base di riqualificazione che anche su nuove cose. Devo dire, in questo momento qua io sono proprio, come dice Jacopo, un garantista, nel senso, cioè, oggi non possiamo andare a fare a dare un giudizio finale, perché non siamo in grado, non siamo sicuramente le persone più adatte, abbiamo la magistratura che starà facendo il suo corso, come sappiamo lo fa in modo adeguato e preciso, quindi io sono dell'idea che sì, ovviamente oggi si è alzato un polverone, questo polverone andremo a vedere quando sarà il momento
chi ha effettivamente le responsabilità del caso. In questo momento qua io non mi sento di andare a giudicare o andare a commentare sinceramente tutta la vicenda, perché effettivamente non sappiamo come è andata nei particolari. Stefano Pelloni. Allora, fatemi fare ordine anche per i telespettatori. La vicenda non coinvolge Treviso, ma coinvolge un altro comune e altre opere. Cazzaro è un costruttore e all'interno della sua attività di impresa ha fatto alcuni interventi molto importanti. Fra di essi uno che va fatto molto discutere, come ha detto bene Jacopo Lodde, era quello del bosco verticale, che peraltro opera secondo me meritoria di riqualificazione urbana anche importante architettonicamente. Si sindacava e io stesso ho avuto delle perplessità in merito alla applicazione, a un'interpretazione del piano casa, una legge regionale, in merito alle altezze su quell'intervento. Cioè, nel senso, secondo me, se interpretavano in maniera diversa la legge e lo facevano 2 piani più basso, secondo me era un valore aggiunto anche per tutta l'ambiente circostante. Dopodiché queste però sono valutazioni che hanno avuto anche dei passaggi nella giustizia amministrativa, e quindi insomma io non sto a sindacare su questo. Non ci sono notizie di reato che coinvolgono la nostra città. Fatemi dire un'altra cosa, è chiaro che anch'io condivido quello che è stato detto. Io sono garantista, per me una persona è innocente fino all'ultimo grado di giudizio, finché non sia provato in maniera definitiva la sua colpevolezza, e quindi per me non solo Cazzaro ma anche tutte le altre persone devono avere i luoghi per difendersi e i mezzi, e solo dopo potremo stare a commentare noi in merito a una eventuale responsabilità penale. Dopodiché però mi sorprendono 2 cose. Mi sorprende che si sia deciso di procedere con gli arresti domiciliari, perché non è scontato che prima di un processo, in una fase di indagine, si proceda con gli arresti domiciliari, e questo è sintomo che probabilmente qualcosa nelle intercettazioni, mi sembra di aver capito, sì, la magistratura ha individuato, e quindi questo mi preoccupa, ma soprattutto, lasciatemi dire, da amministratore locale mi preoccupa soprattutto la vicenda, non tanto per l'aspetto appunto dei 2 imprenditori, Cazzaro e un altro, e per i quali appunto io sono garantista, e quindi mi auguro che riusciranno a spiegare tutto, e lo spero insomma per loro e per tutti. Sono preoccupato invece per la questione che coinvolge anche degli amministratori locali, un ex sindaco, un consigliere comunale, e quindi lasciatemi dire che l'aspetto più preoccupante della vicenda è appunto il coinvolgimento della cosa pubblica, insomma del bene comune, dell'amministrazione locale, e quindi trovo che qualora fosse dimostrata la colpevolezza di queste persone, quello che mi darebbe più fastidio sarebbe eventualmente lo scredito verso chi fa amministrazione locale. Ecco, questo mi sento di dire. Però appunto, ripeto, secondo me, per quanto mi riguarda, insomma, queste persone hanno il diritto di difendersi, e i giudici hanno il diritto di giudicare. Dopodiché noi potremo leggere le sentenze e commentare quelle eventualmente. Adesso non solo non c'è ancora stato il processo, ma non abbiamo neanche letto le sentenze, e quindi o i capi di imputazione, e quindi insomma mi sembra che sia una fase assolutamente preliminare. Ecco, Emanuele Crosato invece coinvolge proprio la sua provincia, quella di Venezia, non ovviamente il suo comune preciso, perché non vorrei, però insomma è un'operazione, quella dei Carabinieri, che sta facendo ovviamente discutere, che è alle prime all'inizio, che però insomma stanno emergendo anche altri particolari. Noi ne abbiamo parlato proprio in apertura di questa edizione. Sì, diciamo che dobbiamo essere garantisti a priori, e quindi è normale in questo momento, e mi ripeterei quanto detto dagli amici e dagli ospiti che mi hanno preceduto.
Non è la mia provincia, perché comunque io rimango in provincia di Treviso, fortunatamente. È vero, quindi l'altro, scusa, sì, però hai ragione. la provincia, diciamo, dove opero, perché io lavoro a Venezia e so quanto, e ho anche un background, diciamo, sui lavori pubblici e quant'altro, che mi porta a essere sempre estremamente prudente, perché comunque il veneziano ha, e ci sono dei grandi interessi sotto, e quindi comunque ci sono sempre pericoli e bisogna avere 1000 attenzioni, sia da funzionario che anche, diciamo, da amministratore pubblico. Quindi lo sono ancora più garantista, perché comunque quando le cose ti accadono e ti accadono molto vicino, e vedi che ci sono persone che assolutamente poi viene dimostrato che non hanno fatto nulla, che comunque vengono messe agli arresti domiciliari, perché c'è comunque un pericolo di inquinare le prove, e quindi è una delle prime cose che fanno diciamo, gli inquirenti, o anche magari per metterli nelle condizioni di parlare, anche, diciamo, come forma di repressione, e quindi sono estremamente prudente. Fortunatamente non riguarda in alcun modo la provincia di Treviso, e è normale che un costruttore abbia, soprattutto quando è di una grande azienda, abbia interessi in più province, faccia diversi interventi, quindi aspettiamo e siamo garantisti. Dopo gli amministratori locali interessati non li conosco, quindi non posso dire nulla a riguardo. Sì, poi nel corso dei nostri telegiornali a Venezia, ovviamente questa sera ci saranno poi ovviamente le interviste, i dettagli, le notizie, insomma, anche perché abbiamo sentito la nostra inviata che ci raccontava anche di ulteriori risvolti. Stanno emergendo, come si sa e come sempre, tutte le notizie riguardanti questa operazione dei Carabinieri. Parlavamo anche di un altro argomento che sta facendo discutere in positivo questa volta, che è quello del rilascio di Onichini, il macellaio che è stato parecchio in galera, è stato rilasciato in affidamento in prova. Insomma, c'è anche un respiro di sollievo da parte di tutti. Tanti si aspettavano questo rilascio, e però ci sono anche molti interrogativi, come abbiamo sentito da un amico di Onichini, molti interrogativi ancora che rimangono inascoltati. Una persona, insomma, un cittadino che è rimasto in galera e per tanto tempo. Ci sono due piani, come sempre, un piano umano, quindi della persona come, appunto, che stava esercitando il suo lavoro, ha difeso la sua proprietà, diciamo, e quindi poi lì subentrano anche aspetti legati proprio allo stato d'animo di una persona che subisce esasperazione dei cittadini, esatto, anche la profanazione anche di una proprietà privata, eccetera. E quindi su questo tipo di tema poi avviene la polarizzazione. Okay, cioè noi abbiamo metà del mondo che pensa che le Torri Gemelle siano andate giù per colpa degli americani, e metà del mondo che pensa che siano andate giù per responsabilità di Bin Laden. Questo accade in tutti i temi, anche in questo. Anche in questo emotivamente le persone si identificano, al di là degli aspetti giuridici, al di là dei passaggi comunque legali, che ahimè a volte sono anche difficili da digerire, perché agli occhi di un pubblico ministero, di un giudice che emana una sentenza, degli avvocati che in qualche maniera hanno provato anche a descrivere e a difendere le posizioni che hanno caratterizzato poi quell'evento particolare, poi la popolazione si schiera. Io dico sempre che nel momento in cui c'è la polarizzazione non si risolve il problema, nel senso che poi probabilmente dovrebbe esserci una mediazione tra il sentimento di anche comprensione nei confronti di questa persona, perché privare una persona della libertà è una cosa sempre molto delicata. Insomma, hanno scritto persone più importanti di noi da qualche secolo rispetto a queste cose, e le pene, il diritto e tutta una serie di cose che poi vanno a fare da cornice a questa cosa danno adito poi a interpretazioni che sono quasi sempre personali. E in questo caso particolare io ho visto che l'episodio adesso ha in qualche maniera anche avvicinato anche persone importanti della nostra regione, eccetera, che sono vicine umanamente
a questa persona e in qualche maniera cercheranno anche di aiutarlo. Io credo che questo vada fatto. Più che parlare del problema, che ormai sono passati tanti anni, dovremmo concentrarci, e questo è molto difficile, sulle soluzioni. La soluzione è che questo caso faccia scuola, che questa persona venga aiutata anche dal punto di vista del sostegno psicologico, del reinserimento nel suo mondo reale, e che poi faccia scuola e giurisprudenza rispetto a un qualcosa che accadrà, potrebbe accadere ancora. Questo purtroppo non si fa, nel senso che poi uno che torna dagli Stati Uniti dice io avevo la pistola in casa e mi difendevo da solo, ed è stato negli Stati Uniti, che è proprio una nazione... Era per un periodo in cui probabilmente certo, i colpi, le rapine, i furti, gli assalti nelle ville avevano portato a un'esasperazione sì. che poi ha... Sì, poi ripeto, ognuno, io personalmente, se devo dire la mia, io credo che un essere umano, a meno che non sia autorizzato, e anche le persone autorizzate, io purtroppo anche per lavoro ho dovuto aiutare delle persone che non hanno saputo fare buon uso dell'arma che avevano in casa, e magari era un'arma di servizio, quindi ce l'avevano, quindi credo che un'arma sia una cosa delicata. Poi i sostenitori delle armi in casa dicono che chi ha il porto d'armi comunque è autorizzato, sa come usarla, eccetera, però è pieno anche di persone delle forze dell'ordine che addirittura l'arma qualche volta la usano anche contro se stessi, quindi averla in casa e poterla utilizzare è sempre una cosa abbastanza delicata, perché la psiche... qui si entrerebbe in un altro... Sì, ma io che poco capisco di tante cose, però un po' di psicologia sì, dico che la psiche umana purtroppo non è regolare e vive momenti di forte disequilibrio. In quel disequilibrio è meglio a quel punto bersi un bicchiere di vino piuttosto che avere... Susini, si diceva prima Lode che molti cittadini si sono identificati in Onichini nella tragedia che l'ha colpito, perché poi alla fine insomma non solo tutto quello che è caduto è stato in galera, ed è vero, nel senso che molti cittadini continuano a identificarsi, perché c'è l'abbiamo visto anche ovviamente in colpi meno importanti, però insomma proprio la rabbia, l'esasperazione e la paura, perché abbiamo visto dei cittadini che si vedono in casa queste persone, lo ricordiamo anche, tanti cittadini che sono stati picchiati poi da malviventi, non dimentichiamoci anche questo. C'è anche questo aspetto che... Ma allora, intanto diciamo una cosa, Fratelli d'Italia si è schierata da subito a fianco appunto di Onichini perché è una causa che abbiamo sposato immediatamente, tanto è vero che ci sono stati i nostri parlamentari e senatori, addirittura l'onorevole Bignami, che fa parte del Dipartimento Imprese e Lavoro a livello nazionale, è venuto in Veneto. Luca De Carlo, il senatore Speranzon, sono stati tutti quanti appunto da subito a disposizione. Devo dire, questo è un caso che deve far sinceramente riflettere, ma in base a come funziona la giustizia. E oggi devo dire, l'ho detto anche l'altra sera dall'altra parte, io quando vado per il mio lavoro nelle case suono il campanello, no? Certo. Ovviamente chi non suona il campanello e salta il cancello si deve assumere delle responsabilità e le responsabilità non può essere chi cerca di averle chi cerca di difendere la famiglia. Ovviamente la responsabilità se la deve assumere chi salta il cancello. Detto questo, oggi proprio per mettere appunto un po' a posto anche la giustizia, abbiamo un fuoriclasse che è il ministro Nordio, che devo dire, al di là di tutto quello che si dice in questi giorni per svariati motivi, ma è una persona che la macchina della giustizia la conosce perfettamente, ha tutte le carte in regola per mettere mano insomma, a riforme importanti. Io mi auguro che lo lasciano lavorare in serenità per i prossimi 5 anni e sono certo che questo ministro farà sicuramente la differenza sulla giustizia italiana. Stefano Pelloni. Allora, diciamo che trovo questo dibattito un po'
sorprendente sinceramente nei modi in cui viene affrontato, perché secondo me la vicenda non la stiamo descrivendo in maniera adeguata. Allora, la prima cosa che voglio dire è che io penso che il fine principale di una pena deve essere quello del reinserimento, quindi non solo l'aspetto punitivo, coercitivo, ma anche quello del reinserimento del colpevole all'interno della società, e quindi ben vengano percorsi di affidamento in prova, anche se c'è da dire sul caso la Procura della Repubblica si era detta contraria all'affidamento in prova, mentre il Tribunale di sorveglianza invece ha dato un parere favorevole, e quindi però il dibattito bisogna stare attenti quando si pone in questa maniera, perché questa persona, cioè guardate che non c'è legge sulla legittima difesa, potremmo anche avere la legge sulla legittima difesa degli americani, ma questa persona ha fatto un'altra cosa, non è stato accusato per la legittima difesa, ma perché ha sparato a una persona che stava scappando da casa sua e non era in una situazione di pericolo, lo ha caricato in macchina e lo ha abbandonato morente in un campo, ok? Allora, su questo non c'è legge sulla legittima difesa che tenga, bisogna stare attenti. Su questo è intervenuta anche la norma che ha fatto il ministro degli interni di allora, Matteo Salvini, che ha messo la legittima difesa più dura possibile, eccetera. Ma su questo ci sono stati 3 gradi di giudizio, la Cassazione ha parlato, cioè possiamo, e anche in futuro Nordio può anche mettere completamente legalizzata la legittima difesa per qualsiasi motivo. Se una persona mette un piede dentro il cortile di casa gli si può sparare dietro, io non sarei d'accordo, però mettiamolo anche, ma questo caso qui non ricadrebbe all'interno della legittima difesa. Mi dispiace che noi descriviamo questa vicenda in una maniera diversa, io posso capire la frustrazione e la paura di questa persona, però noi dobbiamo dire ai cittadini che ci si può difendere nella propria casa con delle armi, se le si hanno e se sono autorizzate, solo in una situazione di pericolo. Se il ladro sta scappando, la giustizia difenderà sempre, e io dico fortunatamente, la vita umana prima del patrimonio. Purtroppo è così. Il ladro può essere sanzionato, può essere rinchiuso e può essere incarcerato e può pagare per i suoi danni, però se quella persona lì viene uccisa, allora a quel punto uno Stato, se no diciamo che siamo dei barbari, ci uccidiamo fra di noi per farci giustizia. Però allora io penso che noi abbiamo delle responsabilità nel dire certe cose, e quindi su questo bisogna avere delle attenzioni quando si parla. In questo caso però ci sono stati 3 gradi di giudizio che hanno detto che qui non c'è stata nessuna legittima difesa e Onichini non è stato condannato per eccesso di legittima difesa, è stato condannato per tentato omicidio, perché ha abbandonato una persona. Lo poteva abbandonare davanti alla caserma dei carabinieri, lo poteva abbandonare davanti all'ospedale, poteva chiamare i carabinieri, ma lo ha caricato in piena notte in macchina, nel bagagliaio, e lo ha scaricato morente in mezzo ai campi. Il giorno dopo una persona che stava andando a correre ha trovato questo qua morente e ha chiamato i soccorsi. Allora bisogna mettere un attimo i giusti confini delle questioni. Non stiamo parlando di una persona che si è difesa, solo difesa, ok? Io sono d'accordo io posso capire, io non ho armi, non saprei come usarle, però posso capire che una persona voglia difendere i propri cari, e posso capire il travaglio enorme psicologico, la paura delle persone che si trovano degli intrusi in casa. È sempre sbagliato, ben venga che ci si possa difendere, però bisogna stare attenti a descrivere le cose. In questo caso non si stava difendendo, ma si stava vendicando. E allora se noi diciamo che lo Stato di diritto non esiste più, ma esiste lo Stato in cui ognuno si difende da solo, parliamo di una cosa che io non condivido sinceramente. Però ben venga, Onichini ha scontato le sue colpe, le sta scontando, le sue responsabilità, ed è giusto che abbia la possibilità di non passare in carcere tutta la sua pena, ma che vengano individuati dei percorsi alternativi al carcere. Questo sì è giusto. Scusa Stefano, non so se prima non avevi visto l'intervista a uno degli amici di Onichini che diceva
E che è assolutamente ovviamente il contrario di quello che dicevi tu, giustamente, perché le visioni sono diverse. Stiamo parlando di una vittima non tanto in quello che ha fatto, ma in quello che ha subito. Purtroppo, fortunatamente nel nostro sistema di diritto a decidere non sono gli amici o non sono i nemici, ma sono delle persone terze che applicano un codice che noi abbiamo condiviso, che è la legge, quindi che sono i giudici. Onichini non sarebbe una vittima. Ma scusate, io non ho figli, però ho la fidanzata, ho delle persone a cui voglio bene. Se queste persone qui venissero aggredite, io per quelle persone spererei che gli augurerei la morte, gli augurerei qualsiasi cosa, insomma. Però fortunatamente non sono io a dover punire quella persona, è lo Stato, e lo Stato individua delle pene che sono coerenti a quello che ha fatto quella persona lì, insomma. È chiaro che se io fossi amico di Onichini, spererei che capirei il suo travaglio umano e direi ha sbagliato, non doveva andare in carcere, lui è una vittima del sistema. Però fortunatamente non sono gli amici a decidere. Non era, scusami, non era vittima. No, scusami, qui ti interrompo solo. 3 gradi di giudizio. Sì, no, 3 gradi di giudizio anche in Cassazione. Sì, no, ma lui non parlava di vittima del sistema, assolutamente. Lui diceva è stato la vittima di un furto, non parlava del vittimo del sistema. Ecco, questo volevo... Io penso che se Onichini avesse sparato, ma poi avesse chiamato i soccorsi o avesse chiamato i carabinieri, il suo eccesso di legittima difesa sarebbe stato giudicato diversamente. Ma io ho letto le 3 sentenze perché è andata in consiglio comunale a Treviso, è stato affrontato questo tema, quindi ho letto le sentenze, ho letto quello che hanno scritto i giudici. Questa persona non è stata condannata per essersi difesa da un'intrusione, cosa giusta, sacrosanta, ma è stato condannato perché ha caricato il malvivente in macchina e lo ha abbandonato morente in mezzo ai campi. Allora, se per noi questo è comportarsi bene, allora va bene, vale tutto e ci spariamo fra di noi, ci spariamo al vicino quando mette la musica troppo alta, cosa dobbiamo fare, insomma. Però dobbiamo anche dirci che la giustizia ha detto che è andata così, cioè non ci sono altre strade. Sto qui ha abbandonato una persona morente in mezzo al campo. Mi dispiace, cioè io sono vicino umanamente a Onichini e posso capire che in quel momento lui abbia risposto a un sentimento di paura e non tanto alla razionalità. È giusto quello che ha detto Jacopo, che di psiche ne sa molto meglio di me, che in certi momenti prevale dei sentimenti diversi dal raziocinio. Però purtroppo, cioè, quello che è successo, insomma, e qualcuno deve pagare. Ha pagato per il tentativo di furto o per il furto anche quella persona, non so se sia latitante oppure non so se sia stata condannata, però cioè, ci sono le responsabilità penali e purtroppo esistono. Allora, prima di chiedere anche a Crosato, Susin voleva intervenire. Proprio velocemente, io avevo lasciato a margine tutta la vicenda Onichini, perché comunque la conosciamo, sappiamo com'è andata e quindi non sono entrato nel merito come ha fatto appunto Pelloni. Quello che volevo dire è che appunto se ci sono delle persone che entrano nelle case devono sapere che queste persone vanno incontro a un rischio e quel rischio non può essere addossato a chi è in casa, ma a chi va a trovare le persone in casa, quindi tutto là, era soltanto per quello, io volevo soltanto precisare questo, non è assolutamente quello che volevo dire io. Ecco, Crosato. Sì, anche in questo caso io penso che ci sia un bene superiore che è quello della vita, quindi capisco perfettamente gli interventi di prima e appunto se qualcuno entra in casa e cerca di rubare qualcosa o comunque cerca di mettere a rischio la vita dei miei familiari, può essere, io fortunatamente non so usare un'arma e molto probabilmente mi sparerei su un piede, quindi è meglio anche che proprio non mi avvicino. Però molto probabilmente se c'è qualcuno che la sa usare e in un momento magari anche sbagliando spara, potrebbe fare scappare il morto, un ferito grave come in questo caso, quindi anche qui diciamo che le situazioni poi possono peggiorare, eccetera. La soluzione è semplice, è quella di avere una certezza della pena, una cosa che in Italia
non c'è. In effetti la cosa che mi ha più stupito di questo caso è il fatto che Iannichini mi sembra gli abbiano dato 4 anni e diciamo, e per l'infrazione gli hanno dato 3 anni, quindi anche molto probabilmente c'è qualcosa che non funziona, anche perché le pene possono funzionare anche devono funzionare come deterrente, quindi è opportuno anche, e qualora ci sia una certezza che se provi a entrare a fare un furto hai X anni e ce li hai veramente, molto probabilmente uno ci pensa 2 volte. Dall'altra parte credo che più che armarsi, che credo sia alquanto inopportuno, perché tutti abbiamo un altro lavoro e magari tanti non riescono a gestirla un'arma, ma a gestirla anche, come ha detto prima il primo intervento, proprio anche gestirla mentalmente l'arma, non solo dal punto di vista della capacità di sparare. E quindi è opportuno più che altro potenziare le forze dell'ordine, come spero accadrà a breve, insomma. Ecco, e fra l'altro lo vediamo in sovraimpressione il sondaggio che vi abbiamo proposto, che è questo affidamento in prova per Onichini giusto. Se siete d'accordo lo vedete in verde, se non siete d'accordo il numero, in sovraimpressione in rosso, l'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione di questa sera Ring. Fra l'altro, visto che ci sono gli ospiti di questa sera Ring, Alessandro Manera della Lega, Andrea Ferrazzi del Partito Democratico, Marco Garbini, segretario Azione Veneto, al 22:10 Giuseppe Bassi, reduce dalla campagna di Russia, e 22:25 Simone Pillone, ex senatore, presenta il suo libro Contro la teoria gender. Questa erano gli ospiti di questa sera, nel corso del quale poi ci sarà nella trasmissione l'esito del sondaggio. C'è da cambiare, è attesa questa riforma della giustizia, non solo proprio dai cittadini, c'è da cambiare qualcosa? Sì, ma diciamo che... Più di qualcosa, sì, forse? Più di qualcosa. Mi è già capitato anche ai vostri microfoni, di dire che al di là dei casi di specie, quindi questo piuttosto che altri, i problemi della magistratura sono altri. E quindi fare una riforma proprio costituzionale che vada incontro alle esigenze dei cittadini e alle esigenze anche dei magistrati, dei pubblici ministeri, certo, di chi lavora all'interno dell'ambiente dei tribunali, che la situazione è veramente, mia moglie è avvocato e io mi confronto tutti i giorni con questa cosa qua, c'è veramente una difficoltà. Fino ad ora, e lo ribadisco perché l'ho già detto prima, il concetto è: non possiamo continuare a ragionare e a descrivere i problemi, anche perché i problemi, come è già accaduto anche nel quarto d'ora precedente, se parliamo del problema nasce inevitabilmente una polarizzazione dove uno sostiene la sua tesi con 1000 argomentazioni nei dettagli eccetera e ha ragione, e l'altro sostiene le sue. Poi c'è qualcosa che va più nella pancia, qualcos'altro che va più nella testa, però questa cosa qui ha caratterizzato, a me è quello che piace. Noi come gruppo del Terzo Polo abbiamo sostenuto da sempre anche il ministro Nordio, un po' perché era trevigiano, io l'ho già detto anche ai vostri microfoni, il suo libro presentato al Palazzo dei 300 con Maria Elena Boschi a presentare il suo libro era già di suo una sorta di endorsement anche da parte della nostra parte politica verso una persona che, al netto delle polarizzazioni politiche che non portano alla soluzione dei problemi, potrebbe, e lo sta già dimostrando, non senza difficoltà ovviamente, perché poi adesso tutti stanno galoppando un qualcosa che a livello mediatico ha una pila eccezionale. Ci sono la magistratura che ha qualche fastidio perché fino ad ora è stata fondamentalmente intoccabile, e quindi adesso arriva un uomo che anche alle risposte dice certamente sì, no. Non so se l'avete notato, io lo seguo perché insomma è una persona al di là della trevigianità, però anche in queste cose, tra l'altro specchiata la sua onestà, nel senso che sicuramente non è stato un magistrato che ha passato le veline del suo lavoro a chi magari voleva approfittare di una notizia sul Mose piuttosto che altre cose. Quindi lui sta andando via dritto con una sua idea che io gliel'ho sentita dire in tempi non sospetti, essendo appunto trevigiano eccetera, l'ha ribadita nel momento in cui era un papabile ministro della giustizia, è inserita in un programma elettorale che è stato votato dalla maggioranza degli italiani, e quindi anche questo fa parte di quello che dovrebbe autorizzare e rendere autorevolezza a questa persona. Io ritengo abbia le capacità per
mettere un qualcosa. Noi abbiamo sempre detto, anche in campagna elettorale, che rispetto a certi tipi di riforme, anche costituzionali della giustizia, che potrebbero essere incarnate da questo ministro, ci sarà non la stampella della destra, eccetera, eccetera, perché questo è tutto quello che viene detto poi, perché il terzo polo è così, ma semplicemente se una cosa può funzionare e finalmente può andare alla soluzione dei problemi, non alla descrizione dei problemi, il terzo polo appoggerà questo ministro. Poi vediamo, nel senso che le cose sono difficili, i ministeri sono una cosa molto importante, arriva il ministro che cambia dopo 1 anno e mezzo tendenzialmente, perché in Italia è un po' così, chi fa la differenza, e il ministro Nordio sta facendo sicuramente i conti con chi è lì da 10 anni e ha visto passare tanti ministri della giustizia e stanno lì, sono i dirigenti questi che si sfregano le mani e continuano a dettare il metronomo di tutte le cose. Mi auguro che le cose possano cambiare e che il ministro Nordio riesca a fare 5 anni di lavoro. Stefano Pelloni. Allora, io diciamo così che c'è da dire che il PNRR, se vogliamo portare a casa i fondi di questo PNRR, dobbiamo fare la riforma della giustizia penale e della giustizia civile, no? I testi sono già stati portati avanti dalla ministra Cartabia, dal governo Draghi, e quindi io penso che il percorso della riforma della giustizia sia abbastanza incardinato, insomma non mi aspetto grosse stravolgimenti da parte di Nordio, perché i tempi sono abbastanza limitati. Poi dopodiché viviamo anche in un paese in cui si commenta la necessità di una riforma della giustizia con una riforma della giustizia Cartabia che deve ancora entrare in vigore praticamente, no? Quindi io trovo che sia una situazione abbastanza schizofrenica cominciare già a descrivere la prossima riforma della giustizia quando c'è già una riforma della giustizia che non è ancora entrata in vigore. Ecco, fra l'altro Stefano, sì, proprio poco fa avevamo discusso proprio con un ex poliziotto proprio di questo aspetto, di una legge Cartabia, visto che l'avevi citata tu, sì, che in qualche maniera sta creando qualche difficoltà. Quindi quando parlavamo di certezza della pena, adesso sulla questione denuncia querela, insomma i cittadini, al di là della riforma della giustizia di Nordio, al di là della riforma Cartabia che deve ancora entrare nel vivo, i cittadini sono quelli che si aspettano ora delle risposte. Sì, ma infatti ma è giusto. Io penso che la giustizia vada sistemata, non so se riformata, nel senso che io per lavoro un po' frequento la giustizia, i tribunali, e mi sembra di capire, anche quando parlo con avvocati, con persone che frequentano anche loro i tribunali, o comunque con i cittadini normali, mi sembra di capire che il problema principale non è tanto la necessità di avere una riforma della giustizia, ma è avere dei tempi certi, e questi tempi certi secondo me l'unica strada per ridurli è assumere del personale. Io ho questa sensazione qui, insomma, cioè mi sembra che i tribunali siano profondamente sottodimensionati, sia nel personale amministrativo che nei magistrati, quindi che appunto nei giudici, quindi io penso che possiamo parlare anche di rendere la giustizia con la miglior riforma possibile, però finché in tribunale non ci saranno giudici, o non ci saranno cancellieri, o non ci saranno assistenti giudiziari, i processi non andranno avanti, e quindi saremo punti a capo. Quindi questa è una prima cosa sulla quale si misurerà subito, e su questo Nordio ha detto che vuole intervenire, perché lui certi problemi li conosce bene, è uno che li frequentava i tribunali, e quindi anzi che li presiedeva, e quindi da lui mi aspetto tanto, e personalmente, per quello che posso, spero che il Partito Democratico lo sosterrà qualora si impegni a mantenere le sue promesse in merito a maggiori assunzioni. Poi la seconda cosa che appunto ritengo che sia importante è appunto realizzare questa benedetta riforma e darle il tempo di
entrarle in vigore, insomma, perché poi dopo se no stiamo a parlare abbastanza della fuffa, ecco, quindi o del nulla, quindi se poi dopo si vuole discutere su abuso d'ufficio sì, abuso d'ufficio no, libero arbitrio dell'azione penale oppure no, insomma, secondo me sono cose che sono un po' più settoriali, che non interessano il cittadino nella vita concreta. Io da amministratore posso dire che sull'abuso d'ufficio per gli amministratori pubblici o per i dirigenti penso che sia un problema e sia da riformare, insomma, però non è quello che toccherà il tema dei tempi della giustizia e della certezza del diritto. Quello secondo me si risolverà solo con un programma serio di investimenti e di assunzioni nella pubblica amministrazione. Prima di andare in pubblicità, Crosato, cosa ne pensa? Beh, innanzitutto che dovremmo pensare alla nuova riforma e con anche, diciamo, la curiosità che la riforma precedente, come dicevano, gran parte delle azioni saranno in marzo, come ad esempio la tanto attesa riforma della separazione, quindi anche tutti gli effetti che avrà, tra cui il piano genitoriale, eccetera, anche cose, diciamo, interessanti. E questo sì, è già una stranezza di suo. Poi c'è il continuo, magari sarebbe da ridurre quelli che sono i conflitti, e quindi anche questa continua ricerca di una parte di attaccare l'altra, e anche il contrario, quindi tra magistratura e politica fare una riforma seria, e credo che qui il Ministro abbia sia le capacità ma soprattutto anche la posizione personale per farlo. Da qui soprattutto quello che ci chiede l'Europa, cioè i tempi, di avere tempi certi sia per quanto riguarda il civile, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti e tutto quello che dovremo attrarre, ma soprattutto la parte penale. Quindi questo è sicuramente poi se mi permette anche magari superare quella indecorosa forma di uso delle intercettazioni. Io non sono di contrario di per sé all'uso delle intercettazioni, ben vengano, però non trovo giusto che poi le intercettazioni vengano utilizzate ad altri fini. Questo lo trovo criminoso. Ecco, infatti adesso noi andiamo in pubblicità proprio qualche istante, poi sentiamo proprio Nordio sul discorso intercettazioni, lo commentiamo velocemente perché siamo in chiusura. Pubblicità, poi torniamo in studio. Le intercettazioni noi parleremo, presenteremo dei progetti a tempo opportuno, ma sono certo che quando verranno presentati tutti questi presunti dissensi saranno smussati. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, oggi a Vicenza ospite dell'Ordine degli Avvocati, ha precisato sul tema delle intercettazioni, tema che ha innescato la polemica nell'ultima settimana, tornato di stringente attualità dopo la cattura del latitante Matteo Messina Denaro. Ho ripetuto così tante volte che le intercettazioni non possono e non devono, non abbiamo mai pensato che potessero influire sulle indagini di mafia e di terrorismo, che considero quasi pleonastiche queste domande. Io ho cercato di chiarirlo in tutti i modi, se poi qualcuno fa finta di non capire quello o di non voler capire quello che ho detto, mi dispiace, ma lo affermo ancora una volta. L'ho detto l'altro giorno, celebrando solennemente la figura del Beato Livatino, che proprio in suo onore la lotta da parte dello Stato contro la mafia continuerà e sarà sempre più intensa e sempre più professionale. Soddisfatto dopo aver incassato la blindatura del premier Giorgia Meloni, che ha espresso nei suoi confronti parole di stima e fiducia, placando le tensioni nel governo. Ovviamente è stato un motivo di grandissima soddisfazione, ma era una cosa nota. Con la Premier siamo sempre stati in perfetta sintonia. Il fatto che qualcuno abbia anche insinuato o suscitato il sospetto che ci fossero dei dissensi era assolutamente ingiustificato e anche irragionevole.
E a proposito dei presunti dissensi tra il ministro Carlo Nordio e qualche magistrato, alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il Guardasigilli ha risposto con una citazione. Se c'è qualche dissenso tra me e qualche magistrato, no? Questo dipende, ho detto in latino, amantium mira amoris integratio est. Se io non amassi e non onorassi la magistratura, avendone fatto parte per 40 anni, non avrei tutta questa attenzione affinché funzioni nel modo migliore. E quindi è paradossalmente, ma è una manifestazione di grandissimo rispetto e attenzione quando pongo sul tavolo degli elementi che possono anche essere fonte di dissensi. Crosato, partirei proprio da te che avevi appunto accennato sulle intercettazioni, molto veloci perché siamo in chiusura. Sì, ha praticamente evidenziato il problema quello tra magistratura e politica e ha definito un'altra cosa interessante che ha detto, che non c'è tanto da colpevolizzare chi pubblica le intercettazioni ma chi le trasmette, che è questo il concetto, ovvero è criminoso l'uso che si fa diverso da quello delle indagini, che comunque è stato, abbiamo visto che è uno strumento efficace, diventa criminoso quando poi si dà per screditare un'altra parte. Stefano Pelloni, ha sentito le parole di Nordio? Io condivido le parole di chi mi ha preceduto, del sindaco Crosato, nel senso che il tema è quando le intercettazioni finiscono date in pasto al pubblico, per quanto mi riguarda, e allora lì sì sorge un problema sul quale noi, perché dopo è chiaro che si sollecitano gli appetiti giustizialisti delle persone, quindi le persone che vengono coinvolte dai processi non hanno il diritto di difendersi da se coinvolti nelle intercettazioni pubblicate sui giornali prima di un processo. Quindi da questo punto di vista ben venga che venga normato, però penso anche che l'utilizzo delle intercettazioni sia un'ottima forma di indagine, e bisogna stare attenti perché non è solo per i reati di terrorismo o di mafia che le intercettazioni sono preziose, ma lo sono anche per tutta un'altra numero di reati per i quali è fondamentale l'utilizzo dell'intercettazione. Quindi bisogna stare sempre molto attenti che quando si va, come spesso succede in Italia, che si dice di riformare una cosa perché la si vuole sistemare e i fini possono essere i migliori, quindi quello del non far uscire sui giornali tutte le intercettazioni, poi dopo si vanno a tagliare e quindi si priva i magistrati, la magistratura, di un ottimo e prezioso forma di indagine. Insomma, ecco, quindi bisogna stare attenti. Ben venga la volontà di limitare l'utilizzo, la pubblicazione di queste intercettazioni. Attenzione quando parliamo di limitare l'utilizzo da parte della magistratura. Ecco, su questo io sarei molto 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 più attento. Lodde. Diciamo che l'utilizzo delle intercettazioni poi anche questo viene particolarmente strumentalizzato. Io mi sentirei di dire una cosa al ministro Nordio. Sapete che noi del Terzo Polo siamo nostalgici di Draghi e del suo modus operandi. Lui è sicuramente una persona di altissimo spessore, con un'autorevolezza in questo momento credo ineguagliabile, sicuramente non il ministro Bonafede che abbiamo visto magari in situazioni precedenti, però e su questo probabilmente anche lui cade nel rischio dell'andare un po' a fare troppe interviste, eccetera. Infatti la Meloni ieri gliel'ha anche detto, tra le righe da Algeri, non mi ricordo dove fosse, gli ha suggerito questa cosa: stai tranquillo, hai il nostro appoggio, parla meno, fai il ministro e evita, se non in situazioni istituzionali come Draghi faceva benissimo, perché come si dice in Veneto, in qualche osteria c'è scritto: sono responsabile di quello che dico, ma non di quello che capisci tu. E questa cosa qua, se viene amplificata dagli organi di stampa, dalla televisione e soprattutto dalla percezione delle persone, rischia di essere screditato un ministro che ha
tutte le caratteristiche per fare bene, ma poi nel mettersi a fare la lotta nel fango, che non è la sua, lui poi ha modo di parlare in latino, eccetera, nel senso che lui poi ci tiene anche a far vedere quanto ne sa, e questo a me piace tantissimo, ma tanto la gente non capisce. Le persone non capiscono, quindi un ministro faccia il suo mestiere, cerchi di... Quindi secondo lei doveva parlare meno e agire di più? Molto meno, nel senso che poi un ministro, a me viene in mente le intercettazioni, perché poi lui l'ha detto chiaramente, adesso io non mi ricordo come si chiamasse la ministra, quella che c'era prima di Calenda, lei è stata intercettata e si è dovuta dimettere e la sua vita politica è finita. Dopo 2 anni è stata assolta, però di questo non si sa più niente. Le intercettazioni, quelle velenose, sono quelle, le altre devono essere salvaguardate, ma nessuno le mette in discussione. Se si continua a parlarne, le percezioni diverse creano di un semilavorato, secondo me buono, un annacquamento, un qualcosa che poi diventa lotta nel fango, e anche un campione del mondo come il ministro Nordio rischia di fare la figura di quello che poi non viene compreso. La politica a quel punto gli salta addosso perché non vede l'ora, nel senso che poi lui è un magistrato, è una persona che non ha mai fatto politica e aveva detto che non l'avrebbe mai fatta. Adesso secondo me ha fatto bene a fare il passo, senza andare in cerca di altre cose, però che continui a lavorare dall'alto del suo scranno, ok, anche parlando in latino, e non si vada a sporcare nella lotta del fango dove verrebbe schiacciato anche lui, che è un gigante. Susini. No, allora, purtroppo quando si è fuori, allora, intanto premetto che sono d'accordo sia con Pelloni che con Crosato su quello che è stato detto, ma quando si è fuori i giornalisti hanno necessità di avere notizie, e da una persona come Nordio si aspettano ovviamente delle risposte importanti. Nordio è una persona tutta d'un pezzo, è una persona che comunque si presta molto volentieri, non mi sembra che in questo momento qua abbia sbagliato una virgola, spero soltanto che lo lasciano lavorare, non credo che sia un ministro che si fermi a 1 anno e mezzo, 2 anni, credo che sia un ministro che andrà a finire la legislatura e andrà a fare un lavoro molto importante, e che ci ritroveremo sicuramente a beneficiare nei prossimi anni di quello che farà il ministro Nordio. Perché? Perché è un tecnico, come dicevi, è una persona che conosce a menadito la macchina della giustizia, è una persona che sa dove deve andare, che tasto deve schiacciare per aggiustare il tiro, è una persona razionale che, anche se fa delle cose che sono che vanno contro quello che è l'ideale del partito, ma è a favore del cittadino, la fa. Quindi devo dire, è una persona che sicuramente non è comoda a tutti, a chi lavora nella macchina della giustizia, e comunque quello che appunto diceva Pelloni prima, ha già messo mano alle assunzioni per i tribunali, perché sa benissimo che in questa macchina qua mancano sicuramente delle persone, e questo è uno dei primi punti che effettivamente ha preso in considerazione, insomma. Siamo arrivati al termine, lo vedo ancora in sovraimpressione, lo vedete anche voi, il nostro sondaggio che riguardano degli argomenti che abbiamo discusso prima, che è l'affidamento in prova per Onichini, giusto, lo vedete, i numeri in sovraimpressione. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione Ring. Siamo arrivati davvero al termine, ringrazio per essere stato con noi Emanuele Crosato, ringrazio anche Stefano Pelloni che si sono collegati, grazie davvero. Grazie a voi, buonasera. Grazie, buonasera e buon lavoro. E ringrazio perché ci hanno raggiunto qua Jacopo Lodde e Luigi Susin per essere stato con noi. Ci sarebbe ancora davvero molto da dire, perché sulla giustizia poi ci sarà anche molto ancora da dire sulle intercettazioni, sicuramente faremo altre puntate. Grazie davvero, grazie ai registi che ci hanno seguito in questa prima edizione, grazie e arrivederci.